Buonasera a tutti, sono Dino Cavinato della Fondazione Ghirardi e vi parlo ognuno della propria sede, ma siamo idealmente presenti in Villa Contarini, Fondazione Ghirardi a Piazzola Subrenta. Naturalmente questo periodo ci impegna e ci obbliga a ragionare di questi temi come degli altri temi che noi abbiamo anche gestito in questo periodo con la soluzione a distanza in streaming. Però ho visto anche che questo tipo di operatività, nonostante le difficoltà e la mancanza di calore e di intensità che si ha quando si è in presenza, che comunque in qualche modo riusciamo a trasmettere i nostri messaggi, diciamo, i nostri approfondimenti. E credo che come Fondazione Ghirardi abbiamo già organizzato, siamo già al quarto diciamo così, appuntamento in questo periodo così difficile per tutti, difficile per impegni, ma difficile anche in termini organizzativi. E siamo riusciti comunque a coinvolgere, interessare, a ritrovare diciamo, quel pubblico, tra virgolette, che noi non incontravamo da circa un anno, appunto perché la pandemia ci aveva costretti, diciamo così, alla inattività. L'inattività operativa, ma alla forte attività però programmatoria e anche di individuazione delle cose da fare, perché questo ovviamente per noi è il nostro esistere, cioè la nostra mission. Abbiamo cominciato quest'anno con il 25 di marzo, quel Dante D. Dico questo perché è stato il primo incontro che abbiamo gestito quest'anno, sempre in streaming. E anche con diciamo così, una presenza molto limitata in Galleria delle Conchiglie della Fondazione Ghirardi, della Villa Contarini Fondazione Ghirardi. E in quel caso, in quella occasione, abbiamo inaugurato la mostra, ecco, sui 700 anni della morte di Dante, mostra che si potrà visitare fino al 3 di ottobre, speriamo e siamo in attesa di conferma, però dovrebbe essere riaperta il prossimo lunedì 26 di aprile. È una mostra con 140 opere, 70 sculture e 70 diciamo, dipinti, e in due sedi, uno in Galleria delle Conchiglie, diciamo così, nella Pinacoteca della Villa Contarini, l'altro invece nell'oratorio di San Benigno, che è sempre in piazza Paolo Camerini a Piazzola Subrenta. È una mostra molto interessante che io invito a vedere. È stato anche redatto un catalogo, un bel catalogo, che rappresenta tutte queste opere. Quindi invito, e questo faccio un po' le veci dell'assessore al turismo, mi consentirà l'assessore Mazzon, al quale cederò subito la parola, in modo tale che Piazzola torni ad essere ancora una meta culturale interessante, ecco, per chi vorrà approfittarne. Diciamo che queste occasioni di incontro che con questa modalità stiamo organizzando sono tutte molto imperniate su problematiche molto consistenti, molto forti. Ecco, abbiamo visto circa 500 partecipanti sabato scorso in una chiacchierata con Luca Mercalli, il climatologo, l'espertologo di tutto, Luca Mercalli, il quale ha intrattenuto per 2 orette e mezza, 3 orette, ecco, tutti gli studenti e le persone che erano interessate. Quindi vedo che nonostante tutto ci stiamo, come dire, come italiani, come veneti, come cittadini, ecco, ci stiamo riavviando a una vita, diciamo, normale. Quindi arriviamo ad oggi. Arriviamo ad oggi e allora mi corre l'obbligo subito, ecco, di ringraziare Proteo Sapere, Fare Sapere, sia quello regionale, in primis, naturalmente, e qua scatta immediatamente il mio grazie sentito ad Antonio Giacobbi, che da anni, ecco, con noi organizza, proponiamo assieme, ecco, dei momenti che siano formativi e anche informativi nell'ambito, diciamo, dell'educazione, quindi della scuola, ma anche Proteo Sapere nazionale, quindi ringrazio Dario Misaglia che alla fine tra l'altro concluderà anche questo nostro incontro. Quindi Proteo Sapere sicuramente è per noi un partner molto importante perché è specifico, è specializzato, è profondo, si organizza veramente dei momenti di approfondimento interessanti, ecco, nell'ambito della formazione. Non mi resta che ringraziare tutti gli altri relatori, spero, mi auguro anche
la dottoressa Palumbo riesca a liberarsi dai suoi impegni, in questo momento è impegnata, ma sicuramente sono con noi Laura Donà, Letizia Adducci, Renata Zanchin, che ringrazio perché i loro approfondimenti saranno per noi interessanti e importanti, perché la tematica, questa nuova valutazione nella scuola primaria, problemi e proposte, essendo problemi e proposte ed essendo nuova, sicuramente comporterà, diciamo così, dei momenti forse anche di rodaggio più o meno lungo, ma comporterà anche la necessità di una buona comprensione da parte degli utenti, cioè delle famiglie, da parte degli operatori, cioè gli insegnanti, i docenti, i non docenti, tutto il sistema scolastico, insomma. Credo che tutte le scuole primarie che sono, diciamo così, che si ritrovano questa opportunità, ecco, questo problema, proposta, ma questa mettiamola come opportunità, ecco, credo che abbiano così la possibilità con questa occasione anche di cominciare, se non l'hanno già fatto, comunque approfondire, ecco, la tematica. Le famiglie credo, nel sistema scolastico siano state in questo ultimo anno sicuramente la componente molto, vorrei dire umiliata, ma insomma comunque che ha sofferto molto, ecco, la sofferenza è stata molto pesante da molti punti di vista. Le famiglie intese come genitori, ma anche le famiglie ovviamente soprattutto come bambini e come studenti, i quali, ecco, non lo so come misureremo, ecco, questo anno, fra un anno, fra 2 anni, fra 3 anni. 2 sabati fa abbiamo organizzato un convegno, un evento sulla povertà educativa, è venuto fuori che già i psicologi stanno misurando, ecco, questo fenomeno e non veniva fuori un quadro, diciamo così, molto sereno, molto tranquillizzato, anzi era abbastanza preoccupante. Quindi anche questo sarà materia e oggetto di analisi per quanto riguarda la Fondazione. Difatti, con il Dipartimento di Psicologia e Socializzazione dell'Università di Padova e di Verona, siamo già, diciamo così, abbiamo già immaginato, ecco, nel prossimo futuro un approfondimento, una prima lettura delle conseguenze, ecco, di questo periodo pandemico e di chiusura delle scuole, delle difficoltà delle famiglie e tutto ciò che attorno a tutto questo è girato in quest'ultimo anno. Ecco, non mi resta che augurare un buon lavoro, ma soprattutto un proficuo lavoro. Mi auguro che tutte le persone che ci stanno ascoltando, che partecipano, colgano il senso, ecco, di questa proposta, e a nome della Fondazione auguro a tutti buon lavoro. Cedo la parola all'avvocato Deborah Mazzon, che è l'assessore del Comune di Pesaro Sebenta, che rappresenta, credo, il sindaco e anche l'amministrazione, e poi seguirà Antonio Giacobbi, che ci coordinerà tutta la serata. Quindi con questo io vi auguro, ecco, buon lavoro. A te, Deborah Mazzon. Grazie mille Dino. Porto ovviamente i saluti di tutta l'amministrazione e del sindaco e colgo l'assist del dottor Cavinato per ringraziare la Fondazione e le molteplici attività culturali che soprattutto in un periodo come questo ha proposto e portato avanti in maniera egregia, per cui li ringrazio anche per questo webinar in particolare che io non sono dell'ambiente scolastico perché non ho bambini, però era una riforma che non conoscevo e grazie a voi l'ho conosciuta e oggi insomma avrò modo di conoscerla meglio, che sembra soltanto apparentemente tecnica, in verità introducendo un giudizio descrittivo degli alunni e del loro percorso scolastico incide molto anche nel rapporto che le famiglie hanno con le scuole e nel lavoro dei docenti, ai quali vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, perché mi rendo conto che è una riforma molto impattante. Quindi rinnovo i ringraziamenti miei e dell'amministrazione alla Fondazione e auguro un buon convegno e un buon lavoro a tutti quanti, sperando di vederci in presenza tra poco. Grazie mille. Allora, se posso... Prego Antonio. Va bene. Sì, allora... Sì, intanto... io avevo implicitamente ci avevo dato la parola prima, insomma. Comunque, no, buon coordinamento. Grazie Dino. Davvero, tanto io devo ringraziare Dino Cavinato, la Fondazione Ghirardi, con Dino ci conosciamo credo da tanto tempo, lui è molto più giovane di me, ma ci conosciamo da tanto, era sindaco di Piazzola
quando lavoravo a Piazzola, e qualche anno fa ho chiesto a Dino se era possibile nel calendario degli eventi della Fondazione Ghirardi trovare una giornata almeno all'anno per la scuola. Ha consentito subito e noi abbiamo abbiamo lavorato con gli studenti delle scuole superiori. L'anno scorso è saltato per via della pandemia, ma avevamo in realtà gli anni precedenti lavorato 2 iniziative sull'alternanza scuola-lavoro, su Primo Levi, sulla Costituzione, sulla Prima Guerra Mondiale, dove abbiamo messo insieme interventi di esperti, ma poi abbiamo fatto lavorare gli studenti grazie all'impegno di alcune scuole secondarie superiori di Cittadella e di Piazzola, qualche volta anche di Padova e Campo San Piero. Poi grazie ovviamente alla Irene, preziosissima segretaria, che mi scuserà se ogni tanto, come dire, rompo un po' perché dobbiamo sempre coordinare le cose, ma è bravissima ed è paziente, e poi grazie anche a Maurizio. Permettetemi, prima di introdurre brevemente l'argomento, di mandare un pensiero commosso, mi scuso se non riuscirò a dirla bene, ma sono ancora preso da questo evento, ad un grande uomo di scuola che ci ha lasciato 2 giorni fa, all'ispettore Giancarlo Cerini, un grande uomo di scuola. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, di ascoltarlo, di leggere ciò che ha scritto, di imparare da lui, io ho avuto questa fortuna, ha conosciuto un uomo non solo appassionato, preparato, colto, sempre disponibile, ma con con un'idea e con una passione prevalente che riguardava proprio i bambini della scuola della primaria e della scuola dell'infanzia. Fra gli altri, autore rappresentativo e importante, ad esempio, delle linee guida per lo 06 che in questo periodo sono in consultazione presso le scuole. Noi l'abbiamo come Veneto, l'abbiamo avuto spesso ospite perché l'abbiamo chiamato spesso sia come proteo sia come forum delle associazioni professionali della scuola del Veneto. Proprio sul tema della valutazione, fra l'altro, è intervenuto a un convegno che abbiamo organizzato qualche anno fa a Treviso, ma abbiamo fatto proprio con lui, Renata se lo ricorda perché c'era, anche 2 focus group, l'ultimo l'abbiamo fatto 1 anno e mezzo fa con una 20-25 insegnanti di scuola primaria, c'erano anche 4-5 dirigenti scolastici, dove sostenevamo anche in quel momento che era necessario abolire i voti. Il problema che avevamo allora, lo dico per l'assessore che ringrazio fra l'altro dello spunto che ci ha dato e dell'interesse che ha manifestato, il problema era che la norma non lo consentiva, per cui ci eravamo messi a studiare insieme anche appunto con Giancarlo, eravamo messi a studiare se si poteva costruire una delibera di collegio docenti che consentisse di superare i voti. Nel frattempo è intervenuto il Parlamento. Allora io proprio brevemente, aver abolito i voti, e uso proprio la parola abolito, non superato, abolito i voti, e poi sarà chiaro il perché anche per quello che ci diranno i nostri relatori, è un fatto assolutamente importante per la nostra scuola, perché riapre una riflessione, un processo sulla valutazione, un pensiero sulla valutazione formativa che la scuola primaria in particolare persegue da sempre, con difficoltà, con qualche incertezza a volte, ma che era stato bruscamente interrotto nel 2008 quando il ministro Gelmini ripristinò i voti nella scuola del primo ciclo. I voti che erano stati già superati, aboliti, dalla legge 517 del 77. Una legge importantissima, fra l'altro vale la pena, lo suggerisco, vedo che ci sono 160, 170 partecipanti, moltissimi insegnanti e probabilmente moltissimi giovani, e forse vale la pena che se la vadano a rileggere, a rivedere, perché c'erano già delle cose che adesso sono state riprese
ma c'era anche qualche cosa di più di quello che viene detto adesso nelle linee guida. Vale la pena di rileggerlo. È una delle leggi che credo che anche l'ispettrice Donà sia d'accordo, che ha segnato profondamente il cammino della scuola. Questo percorso era stato chiuso bruscamente e si poteva riaprire, per la verità, 4 anni fa, quando il Parlamento delegò il governo ad approvare un decreto legislativo che riformava la valutazione nella scuola primaria. Si poteva fare. Quando il Parlamento fa una legge delega, cerca ovviamente di mettere dei paletti, perché il Parlamento, che è titolare al potere legislativo, se delega il governo a fare un decreto legislativo, dice al governo: tu fai tu adesso il decreto legislativo, non è necessario che passare nuovamente per il Parlamento, però ti do dei paletti, come è giusto che sia. In questo caso la legge delega non dava dei paletti, diceva: riformate la valutazione. Ci fu una pressione notevole da parte di associazioni professionali, la nostra, l'MCE in particolare, il Movimento di Cooperazione Educativa, il nostro forum delle associazioni professionali del Veneto. Siamo 9 associazioni: Maestri Cattolici, l'Andis, il CIDI, Legambiente Scuola Formazione, l'Anfis, l'ADI. Mandammo anche una lettera ai parlamentari delle commissioni istruzione di Camera e Senato, che non ebbe esito, nel senso che allora insomma passò la linea, ma insomma tutto sommato il voto è più chiaro e quindi meglio il voto. Questa era la linea che passò in Consiglio dei Ministri ed era una linea sbagliata. Adesso io non torno su questo tema, però sottolineo una cosa che ricordo mi ha molto colpito, perché una brava insegnante di Padova, adesso è dirigente scolastica, in un intervento che fece sulla rivista dell'Anfis segnalava questa cosa. Il bambino della scuola primaria, quando riceveva un voto, dice: sono stato bravo, maestra, facendo una inferenza fra la valutazione che viene data col voto su quel compito a una valutazione complessiva su se stesso. Il peso del voto era drammatico ed era terribile, oltre che essere spesso uno strumento di potere. Noi abbiamo però continuato le nostre pressioni, le nostre interlocuzioni come associazioni, le insegnanti anche, per cui nell'estate scorsa sono stati approvati 2 successivi emendamenti in sede di conversione di 2 decreti legge. Un primo emendamento aboliva i voti nella valutazione finale, un secondo emendamento in un altro decreto li aboliva anche nella valutazione intermedia. Sono sostituiti da giudizi descrittivi. Allora, io volevo sottolinearlo proprio brevemente, ma lo dico in particolare agli insegnanti, perché il rischio è che è presente, insomma. Gli insegnanti più attenti, più accorti e preparati sanno già, non sarà così, non deve essere così, ma il rischio di considerare i livelli uguali ai voti è presente, ci può essere. Tra l'altro un po', come dire, sollecitato, aiutato da una circolare del Ministero di settembre, quando, a fronte del fatto che gli insegnanti avrebbero dovuto già dal primo quadrimestre non utilizzare più i voti, utilizzare invece i livelli, i giudizi descrittivi e i livelli, insomma erano un po' in difficoltà. Lo dico per chi non ha presente, se ci sono dei genitori fra chi ascolta, che le linee guida sono state pubblicate il 4 di dicembre, insomma, ed era evidente che era drammatico per le scuole, complicato fare subito le operazioni che questa significava. Il rischio che i giudizi descrittivi, in fin dei conti, possano trasformarsi ancora in valutazione sommativa, indebolendo un cardine della cultura della valutazione, che è la valutazione formativa. Non tocca a me parlarne, però volevo sottolineare proprio che se la valutazione è intesa correttamente, come del resto dicono le indicazioni nazionali, la valutazione non viene dopo, la valutazione precede, accompagna e segue il processo di apprendimento. Anche questo capitolo delle indicazioni inviterei gli insegnanti a rileggere.
la valutazione non è un adempimento. E diceva bene l'assessore, non è un'informazione tecnica, ma è un fatto proprio che chiama in campo la professionalità dei docenti. E con queste linee guida a me pare che si possa riaprire un processo importante che porta anche a ridiscutere la progettazione didattica. È un processo lungo. Nel documento che abbiamo scritto come Forum Veneto delle associazioni professionali, se possiamo anche, ho chiesto a Irene, possiamo anche inviarvelo insieme a qualche altro documento anche della nostra associazione, abbiamo scritto di non avere fretta, perché non si tratta appunto di di individuare alcuni obiettivi di apprendimento e poi lo abbiamo fatto, li mettiamo lì e ci adattiamo sempre. I ragazzi cambiano, lo sappiamo, di anno in anno, perfino di giorno in giorno, e abbiamo bisogno sempre di rimettere in discussione. Serve mettere in campo una cultura nuova. E io penso che la scuola primaria, io ho cominciato a lavorare come maestro, devo dire nel secolo scorso, ma preciso sempre nella seconda metà del secolo scorso, non vorrei, insomma, no, ecco, non andiamo troppo indietro, e io insomma vengo dalla scuola primaria, poi ho fatto il direttore didattico, dirigente, ma vengo dalla scuola primaria. Sono proprio convinto che la scuola primaria, non si tratta di dire più bravi o meno bravi, ma sul tema della valutazione la scuola primaria secondo me ha delle cose da giocarsi in termini di professionalità che vale la pena di spendere perché ne ha, secondo me, in misura diversa e maggiore della scuola secondaria di primo o secondo grado, che non è stata toccata da questa riforma, ma non abbiamo affatto l'intenzione di mollare. Il tema della valutazione formativa è troppo importante. Allora, l'autoressa Palumbo non credo sia ancora arrivata perché è impegnata, avete visto che il nuovo decreto, come dire, dà delle indicazioni diverse, questa cosa che è vero che si deve stare attenti a quello che succede in relazione allo sviluppo della pandemia, ma questo comporta anche delle grosse difficoltà e credo che sia, appunto, era impegnata negli incontri con le prefetture per capire come si può organizzare. Per cui io darei, aggiungo che è presente la vicepreside, la professoressa Donata Gottardo dell'Istituto Comprensivo di Piazzola, in sostituzione del dirigente che era impossibilitato a partecipare. Detto questo, io darei subito la parola alla dottoressa Donà, che è dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e che, se non ricordo male, viene anche lei dalla scuola primaria come formazione. Allora, per quello che conosco io dell'Ufficio Scolastico Regionale, che ho conosciuto prima di andare in pensione, ho fatto anche il segretario regionale del sindacato abbastanza bene, sono contento che sia ancora diretto dalla dottoressa Palumbo. Insomma, non è un ufficio che si occupa solo di verificare e di controllare che le scuole facciano quello che la legge impone. Insomma. So che c'è un impegno anche per conoscere personalmente, oltre che Laura, alcuni degli altri dirigenti tecnici, è un ufficio scolastico regionale che è molto impegnato anche sul piano dell'innovazione, perché ne ha la convinzione e la competenza. Allora io ho proposto alla dottoressa Donà, che ringrazio, di dirci insomma no, cosa sta facendo, cosa pensa di fare l'ufficio scolastico regionale, cosa sta già facendo, perché mi risulta che ci sono già iniziative in corso, e che cosa pensa della nuova valutazione nella scuola primaria. Prego, Laura. Bene, grazie. Condivido lo schermo intanto come prima cosa. Ok, dunque. Scomparso tutto? No. Ok. Bene. Scomparso tutto, speriamo di non avere... Eccolo qua. Bene, riuscite a vedere? Certo. Sì, riuscite a vedere, sto cercando di vedere se riesco a mettere lettura, perché qui ho, ok, vediamo, ecco. Posso andare in presentazione?
Eccola, ok, perfetto. Allora io, siccome ho avuto veramente una chiamata molto rapida per fare questo intervento, ovviamente mi è stato detto, no, di avere 20 minuti di tempo, grosso modo, giusto? Ecco, quindi io ho preparato un materiale che darebbe la possibilità di parlare anche per molto di più, quindi farò un po' un excursus veloce sulla prima parte, considerato che Antonio Giacobbi ha già praticamente detto ciò che io avevo ipotizzato nella prima parte, mentre mi soffermerò maggiormente, quindi vi mostro già, eccola qua, l'indice, quindi avevo pensato alle fonti, il percorso della valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria. Questi due aspetti sono già stati ampiamente argomentati e quindi scorro solo le slide, la nuova impostazione valutativa e soprattutto forse vi interessano di più le iniziative di supporto a livello nazionale e regionale. E poi noi come Veneto, a proposito di ciò che diceva in chiusura di intervento il dottor Giacobbi, come vedete abbiamo per esempio fatto un focus group con i dirigenti scolastici del primo ciclo, l'unico servizio ispettivo che mi fregio di coordinare, fra l'altro, e quindi ho anche un incarico bello tosto, perché non è che questa cosa, per esempio, ed è una digressione, degli incontri con i prefetti e della modifica delle quote sia ininfluente. Guardate che dietro allo scaglionamento degli studenti e ai modelli organizzativi ci siamo noi, vero? Quindi noi siamo veramente, la dottoressa Palumbo è, non dico brava, bravissima, perché ha vision, però sappiate che per noi questo tipo di lavoro di supporto organizzativo alle scuole, particolarmente del secondo grado e anche del primo, ci mette a cimento, vedete, ogni giorno, tant'è vero che domani mattina abbiamo una call su YouTube con tutti i dirigenti scolastici del secondo ciclo per fornire loro le indicazioni su come riaprire lunedì. Ecco, detto questo, che è una digressione, è però collegata alla valutazione della primaria, perché quest'anno, oltre agli stop and go della presenza in aula e a distanza, abbiamo avuto due priorità importanti: questa della valutazione nella scuola primaria, l'educazione civica e adesso in chiusura di legislatura anche i nuovi modelli PEI. Ecco, quindi questi sono i settori sui quali stiamo anche investendo nella logica di supporto all'innovazione. Allora, le fonti sono già state citate a partire dalla 517, che come ricordava Giacobbi, io vengo dalla scuola primaria e quindi ho utilizzato la modalità valutativa di quella fornita da quella legge, che all'epoca fu altamente innovativa perché tolse i voti per la scuola primaria. Era comunque un modello descrittivo senza grandi, come dire, indicazioni come invece abbiamo oggi. Via via io non vi commento tutto quello che ho scritto lì perché è già stato commentato e non voglio ripetermi, e semmai poi poniamo l'attenzione sulla parte più diciamo recente. Quindi anch'io qui vi avevo voluto fare una carrellata sulla questione dal voto descrittivo, cioè meglio dalla valutazione descrittiva alla valutazione con voto numerico, per tornare alla valutazione descrittiva. La legge 148 del 90, la cosiddetta scuola dei moduli, aveva introdotto nel 93 questa scheda con giudizio sintetico con lettere A, B, C, D, E, che devo dire, a proposito del ricordo di Giancarlo Cerini, la dobbiamo a lui, perché questo modello l'aveva ideato lui insieme ad un gruppo di lavoro. E noi, quando dico noi, io, Franca Darè, Filippo Sturaro, adesso Roberto Gaudio, Maddalena Mattelli, Mariangela Icarelli, che sono i dirigenti tecnici che compongono l'attuale servizio ispettivo, riteniamo che questo modello, per esempio, non sia da buttare, ma sia proprio da recuperare anche in questa novità introdotta nella valutazione della scuola primaria. E vado avanti, solo per qui vi avevo riportato il format, perché vedete che nel format lì avevamo il primo quadrimestre, il secondo quadrimestre, e qui vi ho messo un esempio lingua italiana.
E se ricordate, io lo ricordo bene perché facevo la direttrice didattica, le insegnanti si opposero fermamente alla questione dei bimestri, per cui un primo intervento fu quello di togliere il bimestre e lasciare il quadrimestre. Poi qui nel 96 era arrivato Berlinguer come ministro, che introdusse questa, diciamo, scala ordinale che coincideva con quella dell'esame di licenza media. Quindi già un'idea che nella valutazione del primo ciclo ci potesse essere continuità. Questa è una buona intuizione. Forse la minor buona intuizione era quella di utilizzare questa scala piuttosto che ragionare su una scala diversa. Ma qui, ecco, e qui vi avevo voluto mostrare il format del 96, dove appunto troviamo il giudizio sintetico da ottimo a non sufficiente, e quindi anche questa questione del non sufficiente pose tutta una serie di questioni legate alla ammissione alla classe successiva o meno, che in una logica formativa, diciamo così, no, è abbastanza, come potrei dire, un punto nodale, ecco, usiamo questo termine. Poi qui arriviamo al ministro Gelmini e al ritorno dei voti in decimi. Per la verità avevamo Max Bruschi che ha scritto il DPR 122 del 2009 e è stato da poco capo dipartimento. Io, siccome ho tutta la storia, le cose le dico in base ai dati che abbiamo, no? E però volevo aggiungere una cosa a ciò che ha detto prima il dottor Giacobbi. Qui c'era stata tutta una questione di sondaggio di opinione, per cui i genitori o soprattutto anche adulti che potevano non avere esattamente figli che frequentavano la scuola primaria ritenevano che avevamo dei documenti di valutazione dove ci si capiva solo noi e non capivano niente loro. Quindi questa storia, andiamo ai voti dappertutto, punto fine, viene utilizzata come anche una forma di propaganda politica, questo lo dico io, no? Fermo restando che poi la scala dei voti in decimi è una scala ordinale, non cardinale, pertanto su tutta questa questione potremo anche ragionarci in termini docimologici, ma poi credo che Renata Zanchin, conoscendola, ci arriverà lei, quindi non voglio occupare tempo, magari intervengo se ci sono delle domande poi. Arriviamo a questo dispositivo importante della legge 107, la cosiddetta buona scuola, e soprattutto il decreto legislativo 62, che ricordo ce l'abbiamo grazie al lavoro della dottoressa Palumbo, che era capo dipartimento in quel momento ed è stata per lungo tempo direttore generale di ordinamenti. Lo dico perché se ci fosse stata credo che un commento l'avrebbe sicuramente fatto. Allora, nel decreto 62 vengono mantenute le votazioni in decimi, però si introduce, vedete in rosso, quella dicitura, i differenti livelli di apprendimento. E si aggiunge che la valutazione è integrata dalla descrizione del processo del livello globale. Quindi, come dire, si mettono dei correttivi al voto secco in decimi, considerato che nello stesso tempo io e i dirigenti tecnici sapete che coordiniamo i NEV, i nuclei di valutazione esterna. Andando a valutare le scuole ci rendevamo conto che molte docenti di primaria della prima classe si rifiutavano di dare i voti in decimi e quindi c'era già un movimento alla base di riflessione sul fatto se effettivamente questa soluzione poteva rendere ragione, o meglio rendere restituzione di una buona valutazione con bambini che stanno iniziando un percorso di apprendimento significativo. La legge 41 che ha citato prima Antonio Giacobbi riporta, e qui è stata una volontà politica, diciamo in particolar modo dell'area di centrosinistra, quella di voler riportare la valutazione al giudizio descrittivo. Poi, poiché vi era stato un refuso nella scrittura dell'emendamento, per cui lo stesso Max Bruschi in una nota precisava che nella valutazione in itinere poteva essere mantenuto il voto, interviene la legge 126 dell'ottobre 2020 dove si estende il giudizio descrittivo anche alla valutazione intermedia. In sostanza, dal 13 ottobre 2020 noi abbiamo la chiarezza di questo passaggio. Chi lavora nella scuola sa cosa significa ciò. Gli aspetti chiave quindi dell'ordinanza che esce il 4 dicembre 2020, dobbiamo qui dire che il Ministero comunque è stato
celere, se pensate, da ottobre a dicembre, e c'è questa ordinanza sulla quale stiamo lavorando e sulla quale è centrato anche il nostro incontro adesso, no? E quindi si parla di giudizio descrittivo, leggo la parte in rosso per andare veloce, riportato nel documento di valutazione nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. Finalmente, credo che il forum lo conosco per i vostri documenti, questa parola formativa vi ha sempre intrigato e qui ritroviamo questa parola per la prima volta dopo il 122. La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel TOF, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all'alunno in modo però pienamente comprensibile il livello di padronanza dei contenuti. E questa dicitura genera un problema. In questo momento noi stiamo facendo Franca Darè credo stia completando quasi, abbiamo fatto 2 settimane, la settimana scorsa e questa abbiamo promosso 6 ore di formazione per tutti i docenti di scuola primaria, i referenti valutazione, o comunque ovviamente abbiamo chiesto una selezione di rappresentanti, perché immaginate quanti, e tutti abbiamo costruito dei gruppi in base al piano nazionale, così anticipo una cosa che troverete dopo nella slide, e abbiamo presentato appunto delle, oltre che l'analisi dell'OM 122, delle proposte e una linea di indirizzo su come poter svolgere la valutazione periodica finale, quella in itinere. E vi dico questo perché nelle chat dei docenti la valutazione in itinere è sempre quella che ci raccoglie molte domande. I giudizi poi descrittivi, che sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curriculum d'istituto. Bella dicitura, ma anche molto epistemologicamente anche con delle ombre, a dire la verità. Poi sono interessata a sentire Renata Zanchin cosa dice. Nel curriculum d'istituto poi sono individuati ovviamente quello che diceva prima Giacobbi, gli obiettivi riferiti alle indicazioni 2012 che restano il punto di riferimento, come pure i traguardi di sviluppo delle competenze, perché su quelli noi costruiamo la valutazione degli apprendimenti. Una parola la spendo sui livelli di riferimento dei giudizi, perché vedete che vi ho messo in rosso questo in via di prima acquisizione che viene ripreso dal decreto legislativo 62, ok? E quindi è l'unico indicatore diverso dalla certificazione per competenze. È stata una buona scelta utilizzare questa, diciamo, i livelli descritti come in vicinanza al documento di certificazione delle competenze. Se voi avete letto un po' di così saggi, articoli e così via, c'è anche chi critica questa questione perché si genera la domanda: ma allora la certificazione delle competenze è sovrapponibile, non lo è? E questo è un altro nodo sul quale stiamo lavorando nelle misure di accompagnamento. Mentre questa è una bella novità dal mio punto di vista personale, non so cosa ne pensate poi la dirigente e anche Renata Zanchin, perché per la prima volta nelle linee guida che accompagnano il DM abbiamo questa definizione di che cosa andiamo a vedere, no? Per descrivere i livelli. Quindi andiamo a vedere l'autonomia, la tipologia della situazione, le risorse e la continuità. Qualcuno dice, vi porto la parte critica, ma qualcuno tipo Puricelli, tutta quell'area lì, sostiene che queste dimensioni così individuate vanno più sul metodo e meno, diciamo così, sulla valutazione degli apprendimenti e che quindi possono generare una discrasia tra la questione degli obiettivi e la questione della definizione dei livelli. Per la verità, da quello che noi finora stiamo raccogliendo dalle scuole, nella, diciamo, attivazione di queste linee guida, non abbiamo ricevuto particolari critiche su questo settore per il momento. Ecco. Poi, dalle linee guida, un'altra sottolineatura che qui ho voluto fare è che nella valutazione periodica e finale il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina.
questa formulazione consente, questo è un commento mio, di elaborare un giudizio descrittivo articolato che rispetti il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un potenziamento, uno sviluppo e così via. Quindi diciamo che questa impostazione del giudizio descrittivo così formulata è sicuramente orientata alla valutazione formativa, con tutte le difficoltà operative nel realizzarla. E un'ultima sottolineatura nell'ultimo punto che ho scritto, cioè per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione, la normativa che cosa prevede? Che ogni scuola attivi specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, perché qualche docente in queste settimane di formazione ha anche scritto: ma scusate, si può bocciare ancora nella scuola primaria o no? E allora ovviamente la risposta la sapete già, cioè rimane la non ammissione come un fatto eccezionale, ma tra l'altro deve essere particolarmente motivato secondo questo aspetto che vi ho prima richiamato. I due concetti interessanti, anche questi a nostro parere, uso il plurale perché abbiamo discusso come servizio ispettivo ovviamente su questi temi, sono il concetto dell'individualizzazione e della personalizzazione, e riteniamo che averli esplicitati anche in termini, diciamo, di definizione, se possiamo usare così, forse può aiutare i diversi team, i gruppi docenti a comprendere meglio le differenze. E però vedete lì in corsivo in piccolo, questo è il commento nostro, non solo mio, i due processi devono sempre integrarsi per consentire agli alunni di consentire l'equivalenza degli apprendimenti e comunque le maggiori autonomie funzionali possibili, perché avevamo avuto dai dirigenti la domanda: ma io sto sull'individualizzazione o sto sulla personalizzazione? E quindi la risposta è: li devi tenere presenti entrambi. L'articolazione dei livelli, quindi ho voluto solo qui riportare la tabella 1 che si trova nel DM, perché dentro all'avanzato, all'intermedio, al base, in via di prima acquisizione abbiamo la combinazione di tutte le dimensioni che abbiamo visto prima, che quindi questa tabella può facilitare le scuole in una prima fase di applicazione per, come dire, capire meglio, quando io scrivo avanzato, cosa c'è dietro l'avanzato. Vi ho poi inserito solo l'esempio A1 per fare un ragionamento che ha già fatto Giacobbi, ovvero nel documento delle linee guida si presentano 3 modelli, la 1, la 2 e la 3. Inizialmente questo modello, che dal punto di vista nostro, parlo dirigenti tecnici, in questo caso USR, come dice Giacobbi, è sicuramente il primo step, cioè noi abbiamo anche scoraggiato nelle riunioni che abbiamo fatto con i dirigenti scolastici all'avvio, alla presentazione del DM, di utilizzare la 1, perché tra l'altro c'era anche una nota di accompagnamento all'epoca di Max Bruschi, perché abbiamo cambiato adesso, no, il capo dipartimento, che suggeriva che insomma si poteva anche fare la trasposizione dal voto numerico al livello raggiunto. Ovviamente non è che noi abbiamo detto di non farlo, non possiamo farlo, le scuole sono autonome, però abbiamo anche caldeggiato che partire da questo esempio in fondo significava non più di tanto, cioè non modificare di fatto l'assetto valutativo. Quindi riteniamo che l'esempio A2 e l'esempio soprattutto A3 siano quelli a cui tendere, e quindi stiamo facendo un lavoro di accompagnamento per incoraggiare le docenti, i dirigenti ad adottare almeno il modello A2 per poter arrivare al modello A3, ma stiamo anche raccogliendo i loro modelli per vederne eventuali altre, diciamo, ideazioni, possibilità. Tralascio il discorso della valutazione del comportamento perché so che devo stare sui 20 minuti e preferisco mostrarvi la parte dei focus. Apprendimento e giudizio, che invece qui spendo una parola molto importante, perché in questo DM si mette l'accento
leggo la seconda formulazione: la valutazione documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità, competenze. In questo senso l'autovalutazione dell'alunno, intesa come riflessione sul proprio processo di apprendimento, può far parte del giudizio descrittivo. Ecco, credo che qui si prendano a tesoro, Renata forse potrai poi confermarlo, mi auguro, tutti gli studi recenti sull'agenda per le competenze europee, che riporta alla questione dell'agentività e delle skills legate all'autodeterminazione responsabile dei soggetti questo genere di impostazione. Cioè, si stiamo dicendo, particolarmente con la DAD o con questa questione della pandemia, è fondamentale che ogni bambino fin da piccolo possa rendersi conto di ciò che sa e di ciò che invece sa meno, o di cosa è incuriosito per migliorare. Solo se c'è questo aggancio tra ciò che l'insegnante vede e ciò che l'alunno sente, c'è la possibilità evidentemente diciamo, del superamento delle difficoltà e del miglioramento. Anche questo mi pare un passaggio che va ad aggiungere qualcosa in più, diciamo, sulla questione dell'accompagnamento alla valutazione. Ecco, comunque le linee guida prevedono già quello che diceva prima, no, il vostro forum dice nelle conclusioni del documento non avere fretta, lo dice un po' anche questo, lo dicono anche le linee guida. Io credo che 2020-2021, che è questo anno, e 2021-2022 stop siano anche pochi. Ecco, credo che questa progressività abbia necessità di almeno un triennio per poter avere uno sviluppo, e quindi in questa prima fase di applicazione è stato messo a punto un piano di formazione a livello nazionale e regionale per poter supportare intanto all'inizio questa novità. Noi sappiamo, tra l'altro qui faccio una riflessione e così intanto vi vedete questa slide, avendo conoscenza, per aver accompagnato per 13 anni in una direzione didattica proprio tutti i cambiamenti della valutazione nella scuola primaria e in continuità con tra l'altro Gino Lunardi che gestisce proprio Verona la scuola secondaria di primo grado, ricordo lo sforzo che avevamo fatto, coadiuvati anche da Giancarlo Cerini, e lo richiamo perché vedete quante cose dobbiamo a Giancarlo, per poter condividere un linguaggio comune e fare in modo che sia nella scuola primaria che secondaria di primo grado si arrivasse a una valutazione di carattere descrittivo che però fosse legata proprio alle conoscenze, abilità dei ragazzini. La questione dei voti introdotta con la Gelmini, dico con la Gelmini per capirci, ha portato uno tsunami all'interno della scuola primaria. Forse i docenti della media erano tutti, devo dire, in maggioranza contenti di questa cosa, però per tutto il lavoro che avevamo impostato, per esempio io e Gino, adesso mi viene in mente su questo, ci siamo trovati come avessimo preso, sapete quando uno arriva alla cima della montagna, gli mancano 2 passi, casca giù, cioè la stessa cosa. Quindi io credo che adesso questa riportare l'attenzione nella primaria alla valutazione descrittiva ci faccia riprendere quella montagna, però c'è la difficoltà di avere alla base docenti che si sono formati con un'altra mentalità. Quindi credo che qui Renata, che sei docente di didattica generale all'università, nella formazione iniziale avete una bella responsabilità per aiutarci a fare questo. Inoltre un altro nodo che emerge su questa questione è: ma perché noi della primaria tutto sto lavoro e quelli della secondaria di primo grado col voto se la cavano? E quindi questo è un altro problema, anche se noi stiamo dicendo che anche i docenti della secondaria di primo grado devono descrivere il voto, e quindi la differenza non è tantissima, però comprendete, no, che in una fase di cambiamento e innovazione queste critiche sono presenti. Ecco, qui a livello nazionale vi ho semplicemente messo, guardate, abbiamo iniziato con un webinar il 15 di dicembre dove ci sono state presentate a noi degli USR e al servizio ispettivo l'OM e le linee guida. Il 4 gennaio ha preso avvio il piano di formazione con 3 webinar,
11 gennaio per i dirigenti scolastici, 11 gennaio, 12 gennaio per i docenti. Webinar nazionali, vero? Quindi con YouTube e una marea di persone che accedevano. 8 gennaio abbiamo avuto un incontro del Ministero con gli USR per la presentazione del piano di formazione, 3 ulteriori webinar organizzati dal gruppo nazionale presieduto dalla professoressa Nigris e vedete lì le date, quindi si sono conclusi il 23 marzo. Il 4 febbraio si forniscono indicazioni agli USR per la formazione territoriale. Posso avere altri 5 minuti o mi devo sveltire ancora di più? Vai. Ok, allora le azioni a livello regionale, ecco, che vi interessano di più. Noi cosa abbiamo fatto? In rosso vi ho messo le azioni principali, degli incontri tecnici rivolti ai DS, che abbiamo reso obbligatori per i dirigenti scolastici neoassunti, che quindi glieli abbiamo conteggiati nel piano di formazione che loro hanno. E abbiamo svolto 5 incontri per le diverse province gestiti da noi servizio ispettivo. Il 4 febbraio abbiamo appunto prende avvio la fase territoriale, qui in raccordo con l'ufficio 2 e 2 docenti molto brave, devo dire, utilizzate, e abbiamo composto 5 gruppi di docenti aggregati per le seguenti province: Belluno, Padova, Vicenza, Verona, Rovigo, Venezia, Treviso, per un totale di 1200 docenti. E sono questi gruppi che stanno domani concludono la formazione che abbiamo fatto appunto a livello regionale di 6 ore per ogni gruppo. L'appoggio è sulle scuole polo delle reti di ambito per la formazione. Abbiamo selezionato 5 tutor d'aula e 5 tutor d'aula, capite come qui noi abbiamo il tecnico, perché facciamo tutte queste cose adesso a distanza, e 10 documentatori per i 5 gruppi, come seguendo le indicazioni del Ministero, cioè qui noi non è che potevamo creare cose diverse. Quindi le 6 ore, chi ha gestito queste 6 ore? Franca Darè, che nel nostro gruppo del servizio ispettivo l'abbiamo nominata referente della valutazione della primaria tra noi, perché sapete bene la sua esperienza e il suo campo di studi, tant'è che nel suo sito ha messo tutti i materiali che ha elaborato durante le vacanze di Natale, e noi eravamo comunque indaffarati ugualmente per altre questioni. E Roberto Ricci, componente del gruppo nazionale, quindi abbiamo chiesto a Roberto che ci affiancasse perché ci interessava che lui mettesse all'attenzione la valutazione, chiamiamola, degli apprendimenti di tipo standardizzato e la valutazione invece descrittiva, perché anche lui ci poteva fornire, come capite, un bel contributo. Il servizio poi ispettivo ha svolto, questa è una nostra idea, questo 7 focus group abbiamo fatto, uno per ogni provincia, nel periodo dal 23 febbraio al 25 febbraio, per conoscere le azioni in campo, le criticità, gli aspetti di funzionamento e perché? Perché abbiamo piena consapevolezza che questa storia di selezionare gli obiettivi, anche perché avevamo sentito il webinar nazionale, poteva generare qualche criticità nell'applicazione. Allora, quali sono le cose che abbiamo fatto noi, indipendentemente dal Ministero? Questi incontri di avvio con i dirigenti è stata una scelta nostra. I materiali di supporto ideati e illustrati da Franca Darè, una cosa nostra. Il monitoraggio qualitativo, che lo trovate tra l'altro sul sito dell'istruzione veneto.gov.it. Raccolta di buone pratiche dalle scuole, utilizzando anche alcune esperienze emerse dai focus group, e su questo proseguiamo con i 10 documentatori, perché abbiamo elaborato insieme all'ufficio 2 dei criteri sui quali i documentatori andranno a chiedere ai partecipanti, ai 1200 docenti partecipanti, una serie di questioni proprio per andare a raccogliere l'andamento di lavoro sul documento di valutazione ed eventuali buone pratiche. Consulenza e supporto a quesiti e questioni aperte, perché ogni giorno io le do le ANSO o anche gli aspetti positivi, e quindi quando abbiamo delle questioni che ci vengono poste generalmente dai dirigenti scolastici su questa questione ragioniamo insieme, se non sono banali, insomma, e cerchiamo di dare risposta. Ecco, i focus group, qui vedete le domande
quindi abbiamo posto 13 domande, abbiamo selezionato noi i dirigenti scolastici, vi devo dire, essendo un monitoraggio qualitativo di carattere appunto diciamo di conoscenza immediata, e abbiamo cercato di selezionare dirigenti scolastici non neoassunti, ma dirigenti scolastici che avessero da più anni esperienza di dirigenza nel primo ciclo, perché volevamo avere con loro un maggiore approfondimento su come la vedevano, consapevoli che chi ha questo genere di esperienza lavorativa fa anche un supporto con i docenti, diciamo noi argomentato. Credo che chi ha fatto il dirigente capisce perché dico questo discorso. Hanno partecipato in totale 31 dirigenti scolastici, suddivisi in modo omogeneo. Qui vi ho messo la sintesi che comunque trovate nel nostro sito, e qui ringrazio anche la dottoressa Sandra, che è della nostra segreteria tecnica, che ci ha dato una mano a sintetizzare tutto il materiale che avevamo raccolto. E quindi vedete che per esempio tutti i dirigenti scolastici hanno evidenziato l'apprezzamento della nuova modalità valutativa da parte delle famiglie, in quanto risulta maggiormente comprensibile il percorso di apprendimento dei loro figli. Ed è una modalità più accogliente perché riduce l'ansia dell'attribuzione del voto numerico e il confronto tra genitori, che provocava talvolta doglianze, lamentele e confronti competitivi. Io non so se questa cosa poi ritorni anche da parte della dirigente che mi segue, mi auguro di sì. Questo è quello che noi abbiamo raccolto. Aggiungo che la competenza delle docenti e la riflessione sulla utilità di questo tipo di valutazione sappiamo, ovvero che contribuisce moltissimo all'apprezzamento. Riferimento al curriculum di istituto, apprezzamento dei materiali diffusi dall'USR, che sono quelli appunto di Franca Darè. Vado ovviamente veloce perché sennò debordo eccessivamente. La selezione degli obiettivi. Ecco, qui la questione della selezione degli obiettivi è un punto complesso, e la maggior parte dei dirigenti hanno dichiarato che nel primo quadrimestre si sono avvalsi del modello A1, ahimè, per quello che ve l'ho presentato. Nel documento valutativo sono stati individuati gli obiettivi di apprendimento correlati alla disciplina, 2 o al massimo 4, e i corrispondenti livelli. Alcuni hanno inserito nella scheda di valutazione i nuclei tematici, e in calce anche la descrizione dei livelli di apprendimento. Però solo scuole, qui insomma la giocano le scuole che da anni lavorano per unità di apprendimento, che hanno un curricolo costruito sulla base delle indicazioni e che hanno più docenti che lavorano in questo senso. Poi c'è tutta la questione dei registri elettronici, che non è di poco conto, perché anche i registri elettronici debbono, come dire, non presentare dei modelli a loro vantaggio, ma devono invece fare il contrario, cioè avvicinarsi alle esigenze della scuola. Quindi qui abbiamo anche fatto tutta una serie di consulenze sull'uso dei registri elettronici, per vedere che ci potesse essere un modello che fosse non diciamo svilente, e che riportasse il modello A1 in forma diciamo di traduzione del voto sul giudizio descrittivo. E comunque anche a livello nazionale la questione dei registri era stata presa in capo da un componente del gruppo nazionale. Poi ovviamente un'altra criticità, o meglio un altro punto di interesse più che criticità, è la questione dei disabili, e comunque questo tipo di valutazione è evidente che facilita la valutazione dei soggetti disabili DSA, e anche i gravi, perché permette, diciamo così, una maggiore descrizione delle loro reali competenze. Quali sono le prospettive? Mi sto avviando alla conclusione. Beh, la formazione, tutti tutti i 31 hanno apprezzato i materiali, e anche questo lavoro che noi abbiamo fatto di ascolto attraverso le domande, ci hanno detto i dirigenti che erano molto contenti, che finalmente per una volta ascoltavamo i dirigenti e che potevano essere un punto di riferimento anche nelle zone da dove loro provenivano. Le misure di accompagnamento per i docenti dicono che appunto occorre, il nodo è migliorare la descrizione dei livelli e la scelta degli obiettivi, e aggiungevano che non è pensabile che i docenti possano passare al modello A3 presente nella griglia senza un lavoro di ulteriore accompagnamento per la formazione. E comunque tutti i dirigenti che noi abbiamo così ascoltato nei focus hanno dichiarato di tendere
al modello A3 nell'allegato delle linee guida. Questa è l'ultima diapositiva, no, la penultima. I 5 focus hanno evidenziato un avviato processo di revisione, quindi della valutazione nella scuola primaria. Questa esigenza occorre sia sostenuta con iniziative capillari di formazione dei dirigenti, perché guardate che quando abbiamo dei dirigenti che conoscono poco la primaria, possono, come dire, se non sono, come dico io, da cristalleria delicata, fare dei danni. Dei docenti incaricati di funzione strumentale o referenti per la valutazione. Rimane poi sullo sfondo la questione della continuità con la secondaria di primo grado, e la tralascio il commento successivo, e infine va presidiata la questione della valutazione in itinere. Come vedete lì, cosa scrivono i docenti sui quaderni degli alunni, perché noi abbiamo visto che già da subito, ovviamente, chi riduce la valutazione alla nuova nomenclatura, sui quaderni veniva messo avanzato, intermedio, base in via di prima acquisizione, vuol dire non aver capito assolutamente nulla del livello di descrizione della valutazione. E questa è proprio l'ultima, gli scenari di sviluppo: mantenere l'attenzione alla valutazione formativa, generare continuità di approcci dalla primaria alla secondaria, soprattutto negli istituti comprensivi, che sono la maggioranza su tutto il nostro territorio del Veneto, sostenere azioni formative continue per l'adozione di un'impostazione valutativa di profitto centrata sul progresso dei soggetti, e raccogliere le pratiche e utilizzarle come elemento di confronto per mettere a punto il percorso valutativo in itinere finale. Questi che vi ho scritto come scenari di sviluppo sono il nostro obiettivo prossimo, diciamo, per il prossimo anno scolastico, alla fine, work in progress, no? Come si suol dire. Aggiungo, interrompendo la condivisione, l'ultima sottolineatura è questa. Secondo noi, e poi sarò curiosa di sentire Renata Zanchin e anche la dirigente che adesso mi segue, un bel problema è questo, cioè secondo noi, quando dico secondo noi mi riferisco, Renata, in particolare a Franca, che tu conosci bene, con la quale lavori, questa questione degli obiettivi noi la vediamo bene nel giudizio descrittivo, mentre vediamo l'individuazione dei nuclei tematici della disciplina in quello che nel modello portato viene denominato gli obiettivi, perché diversamente la questione è che noi corriamo il rischio di avere per ogni singolo alunno un diverso documento di valutazione, perdiamo l'aggancio al curriculum per classi parallele al curriculum di istituto, e soprattutto non permettiamo all'alunno, al docente, di fare un minimo di confronto tra il primo quadrimestre e il secondo quadrimestre. Ecco, quindi questo rimane un nodo che è da trattare, insomma. Ecco, non so se sono stata eccessivamente lunga, ma ho cercato di essere più breve che potevo. Ok, grazie. Grazie Laura. Sì, forse sei stata un po' più lunga, ma secondo me è molto, molto interessante. Poi ti ringrazio per aver colto anche gli aspetti dinamici, insomma. La valutazione non è mai una cosa, c'è una storia, c'è un pensiero sulla valutazione. Oggi siamo arrivati ad un buon punto con la scuola primaria, sarà necessario continuare. Mi permetto solo di sottolineare una cosa che era nella tua, mi pare, penultima slide. Non dobbiamo perdere di vista, secondo me, il tema della valutazione formativa. Tu ricordavi che nei lavori che abbiamo fatto come forum questo è stato molto al centro del nostro lavoro. Ora, la preoccupazione che io leggo da qualche parte, parlando con un po' di persone, è che in realtà come dire, si perda un po' di vista questo aspetto, perché la valutazione formativa praticata è una cosa importante e non è semplice da praticare. Nel momento in cui dentro la valutazione formativa, credo che tu che mi possiate, insomma, che siate d'accordo, ci sta sia il portare il bambino ad autovalutarsi, sia l'interrogarsi dell'insegnante sui risultati che ha ottenuto, perché al centro della valutazione formativa c'è il bambino. L'attenzione è spostata sul bambino. E la valutazione è, lo dirà penso Dario Missaglia in un bell'articolo che ha scritto tempo fa, è valutazione degli insegnamenti, si cambia insomma in questo modo, io sono proprio d'accordo. Prima di dare la parola alla dottoressa Adducci, vi dico brevemente le cose che sono comparse, le domande che ci sono.
Giulia De Campo, che è un genitore, quindi la ringrazio particolarmente per essere presente. Allora, i materiali saranno pubblicati sul canale YouTube della Fondazione Ghirardi tra tempo tecnico, fra 2 o 3 giorni, e poi saranno anche consegnati, immagino, a tutti i partecipanti. L'insegnante Brustolon chiede se gli obiettivi devono essere scelti a livello di istituto, plesso, classe. Questo è oggetto dell'intervento di Renata Zanchin. C'è un'osservazione interessante che vi leggo di una insegnante, Valeria, di Verona. Dice: sono molto curiosa di sapere se con l'introduzione dell'educazione civica si ripenserà anche a uno specifico settore che parli del profilo sociale, civico e cognitivo dell'alunno. Nel senso, nelle pagelle che vedo e produco negli ultimi 15 anni parlano di tutto, ma mai di com'è Pierino come bambino. E questa cosa del com'è Pierino come bambino mi pare assolutamente importante. E poi sempre Valeria fa un'osservazione relativa, secondo lei è un errore aver scritto in senso inverso a primo livello di avanzato, a differenza di quello che succede nel mondo anglosassone, ma casomai su questo interviene Renata. Eva Zin dice: sì, è un fatto molto importante, però perché farlo partire proprio in anni dominati dal problema pandemia? Rischia di essere messo in secondo piano. Devo dire che anch'io avrei preferito che una volta che il Parlamento, dopo che il Parlamento ha approvato la norma, si poteva farla partire il prossimo anno e dedicare quest'anno però a tutto il lavoro che adesso si sta facendo. E sottolineo, e ringrazio Laura per averlo detto, insomma, come vedete l'ufficio scolastico regionale secondo me si sta muovendo molto e mi pare di capire anche bene. Gli insegnanti vanno accompagnati. Devo dire, forse l'ho letto male, spero di aver letto male. Mi pareva di aver capito che c'è qualche dirigente che ha posto il problema di come si fa a fare le medie. E io spero proprio di aver letto male quella cosa, perché davvero la questione della media è micidiale. Non esistono, credo che siamo tutti d'accordo, non esistono le medie. So che purtroppo nella secondaria di primo e secondo grado ancora si utilizza. Ricordo un bel intervento di Dario in un convegno di qualche anno fa quando poneva proprio questa questione. E poi anche qui un'altra domanda, Teresa: come valutare cosa scrivere sul registro? E questo si deve per forza sintetizzare tutto con un unico oggettivo, ma anche di questo parlerà, credo, Renata. Eva chiede se non si possono vedere le domande, mi pare di no, da quello che... sì, non lo so, il tecnico magari ci dirà. Allora adesso passerei la parola alla dottoressa Adducci, che è dirigente di un istituto di Torino, e l'ho invitata perché ho visto sul sito nazionale di Proteo Fare Sapere c'era un intervento di Dario che introduceva questa comunicazione intitolato proprio La valutazione come comunicazione. E ho visto, c'era la lettera che la dottoressa Adducci ha inviato ai genitori e agli alunni sulla nuova valutazione, con il suggerimento ai genitori di leggerla insieme con i bambini, e mi è sembrata una bella lettera. Allora ho chiesto a lei di farci una comunicazione su questo tema, perché, lo accennava anche la dottoressa Donà, la valutazione è una cosa che serve, che va fatta per i bambini, direi meglio ancora con i bambini. Lo dico perché a volte succede, mi è capitato di sentire che a volte insegnanti dicono: ma sai, il dirigente ci ha detto che bisogna tener conto dei genitori. Io credo che i genitori sono assolutamente, la collaborazione con i genitori è fondamentale, e comunicare bene con i genitori la valutazione aiuta sicuramente anche l'attività di valutazione che devono fare gli insegnanti. Dottoressa Adducci, puoi prendere la parola, adesso credo che il tecnico ci aiuterà. Grazie alla Fondazione Ghirardi, grazie a Proteo Veneto e alla città di Piazzola sul Brenta, dove spero un giorno di poter venire a visitare anche la meravigliosa villa di cui si parlava, della Fondazione stessa, e grazie a tutti i partecipanti che ci stanno ascoltando. Io proverò a condividere il mio schermo e quindi
Ditemi se vedete quello che vedo io, cioè la presentazione di queste poche slide su come si comunica, secondo me, la valutazione ai genitori e ai bambini. Confermatemi che le vedete, perché su Zoom io non sono tanto pratica, quindi sono più ad usare il Meet, per cui la vedete tutti? Sì. Grazie. Parto da un aneddoto. 2016, presiedevo una sottocommissione. Scusa Letizia, se vai su presentazione le vediamo più grande. Se vado su presentazione... In alto. no, ok, va bene, facciamo. In alto vai su presentazione. Ecco, spostati un po' ancora. No, spostati in alto. Eccolo qua, questo qua. No, transizione, animazioni, presentazione. In alto, sulla destra. Così? Bene, meglio. Ok. Allora, era il 2016 e io presiedevo una sottocommissione di concorso scuola primaria e una candidata molto carina e simpatica, che si presenta come aspirante maestra in quanto mamma, presenta una sua unità di apprendimento e noi le chiediamo bene come procederebbe per la valutazione, e lei risponde: ah no, io non valuto. Come non valuta? Non valuto perché sono troppo piccoli, mi dispiacerebbe valutarli. Da mamma non voglio valutarli. Allora, questo è un aneddoto, vale quel che vale, io però credo che questo aneddoto contenga qualcosa di importante sulla valutazione, perché al di là di tutto quello che si può dire, chi valuta ha un potere, e questo deve essere molto chiaro. Un potere che deve ovviamente saper usare con discernimento e per una finalità, e la finalità ovviamente deve essere quella formativa. Finalità formativa all'interno di una comunità educante, quindi chi valuta, valuta anche se stesso, valuta il proprio operato, valuta le competenze e interviene laddove la competenza non è stata raggiunta. Ora, comunicare la valutazione ai genitori in tempo di pandemia mi sembra che sia particolarmente significativo, e sottolineerei il tempo di pandemia perché è vero che il momento è stato critico, come dire, anche il cursus e l'excursus di tutta la normativa che si è stratificata ci ha colti un po' di sorpresa, ma è anche vero che è stato drammatico, secondo me, lo scorso anno, alla fine dell'anno scolastico 19-20, fare le pagelle con i voti numerici. Non ci sono mai piaciuti, ma lo scorso anno è stata veramente dura, perché ci siamo proprio chiesti: ma cosa stiamo comunicando a questi bambini? Quindi il mio racconto di dentro della scuola tiene conto di una delle poche cose buone che ci sono arrivate dal 2020, vale a dire la nuova valutazione descrittiva. Fortunatamente io credo nel mio, insomma, ho questo convincimento che senza pandemia, secondo me, non ci saremmo forse arrivati tanto facilmente. Allora, presentata questa nuova valutazione descrittiva in collegio, quindi questa è stata la prima forma di comunicazione della valutazione dentro il collegio. È vero, confermo quello che diceva la dottoressa Donà, molte maestre, soprattutto le più esperte, soprattutto quelle che hanno vissuto le epoche anteriori alla legge Gelmì, hanno salutato questa nuova valutazione con grande favore, hanno sottolineato gli aspetti positivi, però io ho notato che in alcuni insegnanti c'era anche una certa componente di ansia, in quanto dare un voto in qualche modo è sintetico, ti libera facilmente, secondo alcuni, dalle tue incombenze, e soprattutto si ritiene che il voto sia chiaro per i genitori e ancora di più per gli alunni, cioè quando in primaria prendi un 6, sai già che le cose non vanno bene. E quindi il problema era come spieghiamo ai genitori tutta questa nuova valutazione descrittiva, visto che il rischio è di spiegargliela ben che vada su Meet, con un incontro dove, insomma, con i limiti che noi conosciamo, e poi di mettergli in mano, oppure peggio ancora sul registro elettronico, una scheda di valutazione descrittiva che loro non sempre comprenderanno, magari non accetteranno, e soprattutto che proveranno a tradurre direttamente in voto numerico, perché il rischio è sempre quello. Quindi obietteranno: almeno il voto era chiaro, e quindi tenteranno di fare una traduzione.
Questo perché? Perché il voto fa in qualche modo paura. Io credo che chiunque di noi, sottoposto a una qualunque misurazione, da quando saliamo sulla bilancia, a quando ci proviamo il colesterolo, a quando ci dicono il punteggio di una qualunque prestazione, abbiamo un po' di ansia. Allora, un po' di ansia può anche essere benefica, però mi pare che soprattutto in questo periodo, se poi non c'è l'elemento comunicativo che chiarisce, non sia tanto utile questa ansia. E quindi bisognava intervenire curando questa comunicazione, anche perché ci siamo sempre detti da tanto tempo che il voto sembra serio, il voto numerico ha questa caratteristica, sembra obiettivo, sembra preciso, sembra chiaro, in realtà è fuorviante, in quanto molto spesso, e questo lo sappiamo bene nella scuola secondaria, i voti sono dati anche un po' per umana simpatia. Un conto è che io ti dica, guarda, tu questa cosa non hai ancora imparato a farla, un conto è che io ti dica 6. E allora io, che voglio bene agli alunni, insegnante materna, preferisco alzare un po', ritoccare un po'. E questo, secondo me, è fuorviante perché non restituisce una seria comunicazione sulle competenze acquisite e sugli interventi che si devono fare. E quindi abbiamo a livello di scuola preso in mano, come abbiamo potuto, questo problema di come comunicare questa nuova valutazione. E ricordo che siamo nell'ambito della comunicazione della pubblica amministrazione, quindi come pubblica amministrazione abbiamo in generale, in tutti i nostri provvedimenti, procedimenti, in tutti i nostri atti comunicativi, il dovere della trasparenza. Io mi ricordo nel 1990 la legge 241 fu salutata, all'epoca non so più nemmeno perché studiavo diritto amministrativo, e trovai questa legge meravigliosa, l'idea che l'amministrazione deve dire le cose in modo chiaro, trasparente, e non solo. Deve anche dirle in modo sintetico, efficace, e aggiungerei anche veritiero e rispettoso. E quando dico rispettoso mi riferisco anche alla tutela della riservatezza e al trattamento dei dati personali. E questo compito di comunicazione della pubblica amministrazione, in un modo o nell'altro, che si tratti di un decreto, che si tratti di una circolare, che si tratti di una lettera, è in capo al dirigente scolastico che rappresenta la scuola come comunità educante e quindi deve parlare con tutti dentro la scuola. Quindi io non potevo in quel momento prendere le linee guida, riassumerle, metterle in mano alle insegnanti e dire pensateci voi. Anche se personalmente mi sono resa conto che anche in collegio abbiamo tutti apprezzato queste linee guida, in particolare è molto piaciuto il richiamo ai verbi, cioè noi non descriviamo come vai in italiano, ma come ti esprimi in una certa situazione. Mi sembra una rivoluzione. Quindi era importante essere rispettosi di questi principi dell'amministrazione, ma era anche importante un'altra cosa, e cioè che noi conosciamo i nostri destinatari, che sono le famiglie e gli alunni fanno parte delle famiglie, e questo per me è un dato molto importante, e anche i docenti. E alcuni docenti erano, secondo me, anche un po' in crisi all'interno di questo discorso, perché temevano di non essere in grado di fare questo abbinamento relativo agli obiettivi, relativo ai giudizi descrittivi in modo sufficientemente soddisfacente per tutti, compresi i genitori. E nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, la scuola, in quanto pubblica amministrazione, è proprio quella amministrazione che ha come compito la rimozione degli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana, ed è anche il posto dove si impara a comunicare. Quindi a maggior ragione la comunicazione dentro la scuola e per chi fa parte della scuola deve anche essere inclusiva, deve essere formativa, deve essere educativa e deve essere efficace. L'obiettivo è il miglioramento degli apprendimenti, cioè tutto quello che si fa a scuola, anche la circolare, è fatto per la scuola, per la realizzazione di quello che è il nostro obiettivo, cioè il piano dell'offerta formativa.
E quindi, in poche parole, la comunicazione di com'è questa nuova valutazione dovrebbe condurre tutti a interloquire e diventare parte attiva del processo valutativo e ovviamente anche quello di apprendimento. E ho l'impressione che non sia sempre chiaro a tutti che tutti ne fanno parte. Cioè l'impressione è che sia difficile uscire dal meccanismo secondo il quale la scuola comunica, qualcuno riceve, borbotta, non è tanto contento, però poi alla fine l'ha detto la scuola, al limite si contesta, si fa un ricorso, eccetera, eccetera. Ora, tutti ne facciamo parte e questo è stato immediatamente chiaro quando abbiamo iniziato a lavorare alle schede di valutazione, in quanto ci siamo accorti tutti di chi non aveva idea di che cosa fosse il curriculum di istituto, che non tutti sanno cosa significhi competenza, sembrerà strano, sono passati 9 anni dal 2012, ma siamo ancora in qualche caso fermi lì. Le famiglie non hanno ben chiaro che non c'è la materia, ma ci sono gli apprendimenti e i nuclei delle materie, e volevamo anche che altri attori o agenti ne facessero parte di questo discorso, e cioè che si spiegasse ai bambini che dovevano utilizzare potevano anche farlo, utilizzare questi giudizi per migliorare il proprio apprendimento e imparare a fare meglio tante cose anche piacevoli e utili per loro stessi. Tutto questo dentro un setting che, parlando di valutazione, deve sempre tenere presente un rischio, cioè il rischio della competizione gratuita. Allora, un pizzico di competizione ci sta benissimo quando fai la corsa campestre, ma che la valutazione si riduca a un vediamo cosa hai dato al mio vicino di banco che tanto so che copia, so che ha una famiglia che lo aiuta, io no, è una cosa che secondo me bisogna cercare di regolare e di sconfiggere. Volevamo infine, direi proprio con tutte le docenti della scuola primaria, restituire alla valutazione il suo valore d'uso. La valutazione ci deve servire, non deve simboleggiare un valore personale, non deve essere valore di scambio. E lì è stata critica quando alcuni alunni tradizionalmente bravissimi con il 10 hanno visto che il loro livello in una certa competenza era intermedio in quanto mancava la dimensione dell'autonomia, hanno patito. Ed è anche per questo, prevedendo tutto questo, che aggiungerei che la comunicazione deve anche essere amorevole, bisogna che sia fatta in modo emotivamente partecipato, in quanto la comunicazione in ambito valutativo ha certamente effetti educativi, ha effetti emotivi, ha effetti sulla relazione. La valutazione ferisce in qualche caso sorregge, sostiene e incita ad andare avanti, incita a riflettere su quello che si fa, a fermarsi. La valutazione ha effetti sul campo dei diritti, dei propri diritti. Si dice il voto è oggettivo, il voto è un atto anche politico, può avere una valenza addirittura ricattatoria se non vendicativa. È drammatico dire queste cose in ambito scolastico, però credo che tutti abbiamo presente, almeno nella nostra storia di alunni, insomma, episodi di questo genere. Qualche volta è insincero. Mi danno un voto perché gli faccio un po' pena in quanto mi impegno tanto, ma sì, dai, diamogli un 7. La valutazione descrittiva in un certo senso invece è diagnostica ed è anche prognostica, ti descrive una situazione, ti dice anche che cosa devi fare per migliorare. E ovviamente questa valutazione descrittiva è sicuramente faticosa, e penso anche ai genitori e alle famiglie, più ai genitori che ai bambini non italofoni, che devono mettersi a interpretare questa valutazione descrittiva, e loro sono i primi destinatari di quel voto inteso come voto fintamente chiaro, perché il voto è chiaro, 10, cosa vuoi sapere di più? Invece la valutazione descrittiva richiede una lettura, richiede una capacità anche linguistica, però questo è uno sforzo che paga perché individua che cosa faccio, come lo faccio, cosa mi aspetto, mi metto dal punto di vista dei bambini ma anche da quello degli insegnanti, come potrei fare meglio, dove ho bisogno di aiuto, dove devo dare aiuto, soprattutto che non posso non dare aiuto. E poi ha un'altra valenza importante, la valutazione descrittiva è narrativa, cioè si pone come all'interno di una sequenza temporale, e quindi se nella
banalmente nella scheda di valutazione lasciamo che la valutazione del primo periodo sia disponibile, possiamo anche aiutare i bambini a capire che lo sforzo ha pagato, che si poteva migliorare, si è potuto crescere, e per gli insegnanti c'è anche, come dire, un riscontro sul fatto di avere creato le condizioni per l'apprendimento o di averle migliorate. E naturalmente bisogna sempre pensare a chi si comunica questa valutazione. La valutazione si comunica a tutti gli attori del processo educativo, perché tutti sono in grado di capirla e apprezzarla, oppure di dispiacersene, però in ogni caso di capirla. E questo alla faccia di quello che diceva la candidata, che non voleva valutare perché la valutazione ti fa troppo male. Da dirigente scolastica passo una certa quantità del mio tempo a sentire genitori che si lamentano proprio della valutazione. E naturalmente quando abbiamo dato le schede del primo quadrimestre è anche arrivato qualcuno che aveva fatto precisamente quel processo di traduzione, e ho dovuto ulteriormente spiegare che non era il caso, che la valutazione descrittiva non si può tradurre in decimi e non si può fare la media. L'ho sperimentato anche, cosa che mi ha un po' stupita, ma è interessante saperlo, con i nonni. Molti bambini che durante questo momento di pandemia in qualche modo vengono lasciati a casa dei nonni hanno mostrato ai nonni queste schede e i nonni non hanno ben capito di cosa si trattasse. Quindi è veramente importante tenere ben viva questa comunicazione. E quindi in qualche modo la mia circolare la prossima volta sarà rivolta, non so come, ma insomma anche ai nonni. I docenti hanno difeso la valutazione descrittiva proprio perché non è conclusiva. Con i bambini stranieri, i bambini che sono destinatari ma anche interlocutori della valutazione descrittiva si sono trovati talvolta ad avere il compito di aiutare i genitori a capire di che cosa si stesse parlando. Quindi in qualche caso sono stati mediatori culturali della loro valutazione, della propria valutazione. Ovviamente non è sempre sufficiente tutto questo, e quindi a livello di istituto ci stiamo interrogando se sia il caso di inserire quantomeno dentro la scheda oppure nel sito della scuola una traduzione. Non l'abbiamo fatto perché abbiamo obiettivamente sottovalutato questo problema, che permetta con semplicità ma in modo serio di garantire un accesso all'informazione anche da parte dei genitori che non parlano italiano o non parlano un italiano sufficientemente sofisticato tanto da capire la scheda di valutazione che viene fornita. E quindi forse prevedere più lingue potrebbe essere utile. Ora, come ho comunicato io questa valutazione con la famosa circolare del gatto, cioè questa circolare rivolta ai bambini con preghiera di leggere insieme ai genitori, oppure rivolta ai genitori, ma io ogni tanto scrivo ai bambini in modo che siano i genitori a leggere. E ho proposto questa circolare del gatto in 2 comprensivi perché ho una reggenza, quindi 6 scuole primarie hanno letto questa circolare e hanno detto che insomma erano contenti, secondo me erano particolarmente contenti del gatto, e io anche, e se credete ve la farei vedere questa circolare del gatto andando a cercarla. Eccola qua. Se vi rimetto in condivisione questa circolare. Ha fatto il giro d'Italia? Il giro d'Italia, la circolare del gatto. La state vedendo? No, questa è, scusate, mi sta facendo una gran confusione perché non ho la competenza, ma torniamo alla circolare del gatto. La state vedendo? Sì. Sì. Solo che voi la vedete, ma io faccio fatica. Ah, eccola qua. E l'ho fatta, devo dire, di impulso questa comunicazione perché soffrivo. Soffrivo in quanto io ho un nipotino che va a scuola elementare e uno abbonato al 10 e io sapevo che si sarebbe sentito derubato dei suoi bei 10 e quindi ho pensato anche a lui e ho detto facciamo questa comunicazione dove ho cercato di dare un po' di solennità anche al momento della valutazione. Ho spiegato ai bambini cos'è lo scrutinio e ho spiegato loro che il lavoro è delicato e consiste nell'esame di una situazione. Ho detto in ciascuna materia perché mi rendo conto che i bambini
per i bambini è stato un salto quantico, non è stata una cosa banale dire, fino a, anzi anche dopo, mi davano i voti e improvvisamente se ne escono con questi temini dentro la scheda. E quindi ho colto l'esempio di un compito di realtà che era riprodurre un gatto, comunicare a qualcun altro come è fatto un gatto, spiegami com'è un gatto, disegniamo un gatto. E con questo esempio del gatto sono arrivata a dire che, in poche parole, questa espressione arte immagine 9 non ha nessun senso, non vuol dire niente, pensiamoci, non vuol dire niente, perché questa espressione arte immagine non restituisce, a meno che un genitore non si tenga sotto mano tutta la programmazione di quel consiglio di classe, di quel team di classe, non sa cosa voglia dire arte immagine 9, non vuol dire nulla. Invece sa disegnare un animale domestico conosciuto, un gatto, questo dice qualcosa, vuole dire una cosa precisa che tutti possono capire. E poi, visto che c'ero, ho fatto un piccolissimo lavoro di traduzione in italiano, dall'italiano all'italiano, traducendo dal livello di apprendimento al vuol dire che. E qui la cosa interessante è stata che nell'evidenziare gli elementi di autonomia, gli elementi di situazione ripetuta, situazione nota, situazione non nota, sono ovviamente arrivata al temutissimo in via di prima acquisizione. Allora, in via di prima acquisizione è fantastico, perché dice non c'è nessuno condannato perché non può, non sa e non ce la fa. In via di prima acquisizione vuol dire che con l'aiuto dell'insegnante, che prepara il materiale giusto per voi, proprio per te che non riesci, e per il problema che dovete affrontare, riuscirete a risolvere un problema serio e familiare, non qualunque problema. E pian piano, questo l'ho aggiunto io, riuscirete a lavorare anche da soli. E questo con l'aiuto dell'insegnante che prepara il materiale giusto, ha letteralmente impedito ad alcuni docenti che volevano a tutti i costi dare avrebbero voluto dare un 5, di farlo senza farsi un esame di coscienza. Cioè io l'ho preparato il materiale giusto, ci ho pensato a cosa dovevo fare, il supporto del docente e le risorse fornite appositamente. Siamo sicuri di averli messi in campo. Non dico che faccia piacere prendere questo giudizio, però credo che sicuramente costringa molto a riflettere anche gli insegnanti. Il problema invece dal punto di vista della comunicazione restituitami dai genitori, parlo sempre dei genitori italiani, tarofoni, quelli che hanno letto e capito, è stato l'intermedio laddove si aspettavano un avanzato, perché fanno la traduzione, quindi ti dicono intermedio è 9, lui aveva sempre 10, quindi... Allora lì bisogna con tanta pazienza mettersi a leggere e discutere e dibattere il tutto. E naturalmente con i voti, è vero, era tutto molto più semplice e infatti questa è una critica che continua, però credo che tutti abbiano messo a fuoco, o almeno così è riferito, che questo tipo di valutazione è più onesto e consente di utilizzare anche formule un po' più dubitative, anche perché spezzetta in obiettivi quello che prima era radunato, un po' raffazzonato sotto il cappello della disciplina. Ora, c'è un disagio che rimane, che permane, che è tutto mio, ed è questo: io non provengo dalla scuola primaria, io provengo dalla scuola, come insegnante della scuola secondaria di secondo grado. Dirigo un comprensivo e adesso mi ritrovo tra l'altro con un piede nella valutazione descrittiva e l'altro nella valutazione numerica. E quindi sto passando parecchio del mio tempo a fare le medie, a controllare come vengono attribuite le valutazioni numeriche in secondaria, perché in particolare abbiamo gli esami di Stato in terza e quindi siamo qui che ci dibattiamo come fare a passare da un 7,39 a un 7,47 in modo che il voto di ammissione sia un 8 e non un 7. Quindi personalmente non vedo l'ora che
io mi auguro veramente che la valutazione descrittiva sia estesa, che riusciamo ad estenderla anche alla secondaria di primo grado, dove non è vero che la pagella col voto numerico era benvenuta, almeno non lo è stato più, soprattutto da quando c'è l'obbligo di fare la certificazione delle competenze. E quando formiamo le classi alla secondaria di primo grado non andiamo quasi mai a vedere le pagelle con i voti numerici, andavamo a vedere la certificazione delle competenze. Sapete perché? Perché quella dice la verità. E quindi un documento che dice la verità sull'apprendimento può solo essere il benvenuto. E quindi mi auguro che questo processo si estenda a macchia d'olio e insomma coinvolga anche la secondaria di primo grado. Io interrompo la condivisione della circolare del gatto e ho terminato, sono a disposizione per domande, curiosità, soprattutto domande che farei io agli altri sul registro elettronico, che a volte è stato uno strumento veramente un po' rigido, e vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie Letizia, assolutamente interessante. Mi piacerebbe commentare, però non abbiamo il tempo. E mi limito a dire che per quanto riguarda anche gli incontri con i genitori, come associazione siamo disponibili e il Nazionale ha avviato anche un percorso importante insieme col Coordinamento Genitori Democratici, e che per la formazione abbiamo a disposizione anche un progetto di Raffaele Iose, a cui ho chiesto a Raffaele di preparare un progetto di breve, di 6 ore, però costruito come ricerca-azione. L'abbiamo fatto in Alta Padovana 2 corsi, a Verona, a Venezia, e quindi se ci viene chiesto Iose è disponibile. Do subito la parola a Renata. Intanto 193 partecipanti, tolti noi vuol dire 185. Vi devo chiedere per favore di rimanere ad ascoltare anche Renata, che è la parte, come dire, importante, e poi anche per le conclusioni andremo sicuramente oltre le 19. Io pensavo francamente che insomma siamo nella fase della formazione, forse quando abbiamo proposto questa cosa alla Fondazione Ghirardi ho detto chissà, e invece vedo che c'è ancora bisogno di tornare sui fondamentali, insomma. Renata, ti chiedo scusa per il ritardo, insomma so che te la caverai molto bene, grazie. Microfono. Microfono, Renata. Certo, avevo avuto una difficoltà nel riaccenderlo. Ecco, ho ringraziato te e anche chi mi ha preceduta. Ci sono stati tanti stimoli, ovviamente devo un po' cercare di decentrarmi da quello che avevo pensato di dire e connettermi anche a questi importanti stimoli. Vediamo se ci riesco, farò del mio meglio. Procedo comunque, data anche la brevità del tempo in cui cercherò di contenermi, cercherò di occupare meno di mezz'ora, procedo con le slide per poter appunto tenere un ritmo più adatto. Come vedete appunto il titolo allude alla complessità nella quale ci si trova di fronte a questo bellissimo documento delle linee guida che però ci propone appunto diciamo un percorso tra nuclei tematici, traguardi di competenze e obiettivi di apprendimento sul quale non sempre è facile trovare il bandolo della matassa. Proviamo allora a vedere. Io insomma ho cercato di fare, sono mesi che faccio riflessioni su questo, ho cercato di portarvi un mio distillato. Ci sono nella norma opportunità e problemi e quindi occorre fare delle ipotesi sempre quando si è di fronte a questo binomio, no? E quasi sempre nelle situazioni complesse c'è un binomio come questo. Allora, vediamo un po'. Quali sono le opportunità di questa ordinanza 172? Per esempio c'è un forte stimolo a riesplorare le indicazioni nazionali, un grande testo già nominato oggi.
c'è anche uno stimolo a rivitalizzare il curriculum di istituto, che è e deve essere il contesto di riferimento della didattica. È anche un'occasione a ristrutturarlo se per caso non è adeguato. Inoltre, con il riferimento ai nuclei tematici c'è un invito a essenzializzare la disciplina, è anche uno strumento. Forse i nuclei prima di questa ordinanza erano tornati un po' nell'ombra, e invece sono proprio quelli che ci fanno essenzializzare la disciplina, a parte qualche discontinuità, perché per esempio in scienze ricordo che i nuclei della primaria sono molto interessanti, quelli della secondaria e di primo grado coincidono con le discipline, e questi saranno piccoli o comunque problemi da affrontare, e sono già problemi da affrontare. Inoltre le linee guida dell'OM 172 sono uno stimolo a programmare, a rivitalizzare la propria programmazione e la propria azione didattica con attività didattiche e con strumenti valutativi tra loro coerenti ma soprattutto diversificati, perché altrimenti quella personalizzazione di cui parlava prima Laura Donà non si può realizzare, ma neanche l'individualizzazione. Infine, sul piano valutativo c'è un forte stimolo a praticare la già nominata più volte giustamente valutazione formativa, la quale vive solo nella circolarità con l'azione di insegnamento, e c'è l'invito ad osservare in situazione. Ricordiamoci che è l'osservazione la parte forte della valutazione formativa, non l'accertamento tramite le prove, no? Un'osservazione in situazione, quindi nei compiti autentici, svolta in coerenza appunto con le attività, focalizzando che cosa? Le azioni, le operazioni degli alunni collegate agli obiettivi di apprendimento e cogliendo i processi che stanno dietro a queste azioni, in un'ottica di progressione e di modificabilità, valorizzando i tratti del profilo disciplinare dell'allievo in relazione ai nuclei tematici. Ecco, questo aspetto che si possa diversificare la valutazione all'interno di una disciplina per uno stesso allievo in base ai nuclei tematici mi trova molto d'accordo. Mentre, rispondendo anche in parte alla sollecitazione che mi ha lanciato Laura prima, non la condividerei questa frammentazione a livello di obiettivi di apprendimento. Trovo che sia già molto dire che un voto è già molto certo, un voto, ovvero un giudizio, scusate, ovvero un insegnamento non è un monolite, ha degli ambiti, dei nuclei tematici sui quali uno studente, un bambino può essere più o meno forte, può essere forte in uno e meno in un altro. Ovviamente sempre in un'ottica progressiva potrà poi migliorare anche in quello in cui è meno forte, ma trovare i suoi punti di forza in un nucleo più che in un altro è un aiuto alla personalizzazione, e quindi lo valorizzo, lo enfatizzo. Procedendo, sono già stata un po' troppo lenta credo, proviamo a vedere nel dettaglio due rischi che sono già stati nominati. Il rischio è quello di sovrapporre per automatismo i livelli ai voti, e l'altro rischio è costruire giudizi descrittivi pur in assenza di esperienze su metodi e strumenti di osservazione e di descrizione e in assenza di un'adeguata formazione. Per questo le ipotesi operative sono, richiamo anche appunto il documento del Forum Veneto già richiamato, impiegare il tempo, non darsi fretta, per impadronirsi del senso e del metodo. Procedere per fasi graduali, rapportandole alla storia valutativa dell'istituto. Come i bambini e come le persone, anche gli istituti non sono uguali, bisogna conoscersi. Dunque proviamo a distinguere fondamentalmente due fasi. La prima, nella quale si lavora a individuare gli oggetti di valutazione. Io userò questa espressione perché a mio avviso non è né negli obiettivi né nei nuclei tematici né nei traguardi, ma è in un mix di questi che si ricava l'oggetto di valutazione, e lo si fa in coerenza con il curricolo e con la didattica. La seconda fase, che richiede
ancor più della prima, direi, esperienza di formazione, è quella di formulare i giudizi descrittivi articolati, quella dell'ipotesi A3, che tutti preferiamo, che giustamente l'ufficio scolastico regionale addita come quella giusta, e però richiede appunto un percorso, come loro stessi appunto dicono. Bene, vediamo allora in questa questione dell'individuare gli oggetti di valutazione. Qui forse sembrerò un po' troppo tecnica con le slide, ma ho cercato un po' di razionalizzare la questione. Allora, le linee guida hanno il loro focus sugli obiettivi di apprendimento dicono che il primo passo per elaborare il documento di valutazione è individuare ciò che sarà oggetto di valutazione. Questo oggetto lo individuano prioritariamente appunto negli obiettivi di apprendimento, che descrivono, qui ho tratto proprio alla lettera, manifestazioni dell'apprendimento in modo sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabili. Vedete che torna la questione dell'osservazione. Ai fini della progettazione annuale, i docenti possono utilizzare gli obiettivi così come proposti dalle indicazioni nazionali oppure riformularli, purché espressi in modo che siano osservabili, che non creino ambiguità e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze, perché ricordiamoci che le indicazioni nazionali dicono che sono i traguardi i riferimenti per la valutazione e che devono essere valutati. Gli obiettivi, che sono naturalmente componenti dei traguardi, sono grappoli di abilità e conoscenze, contengono sempre l'azione che gli alunni devono mettere in atto e anche il contenuto disciplinare, che le linee guida distinguono giustamente tra contenuto dichiarativo, procedurale e metacognitivo. L'azione che è un'operazione, pensando anche alle operazioni mentali di Wertheimer, fa riferimento al processo cognitivo messo in atto. Nel descrivere i processi cognitivi, era quello che diceva la dirigente poco fa, è dunque preferibile evitare l'uso di descrittori generici e utilizzare i verbi, selezionare, argomentare, distinguere, stimare, eccetera. Fornire esempi. Però attenzione, sugli obiettivi di apprendimento si riscontrano altri rischi. Per esempio quello di parcellizzare gli oggetti di valutazione, quello di produrre documenti valutativi lunghi e non facilmente leggibili dai genitori. È stato appena nominato questo problema. I vantaggi sono quelli di focalizzare le azioni, le operazioni, e di osservare in situazione in coerenza con le attività, però per evitare i rischi e diciamo mettere in atto i vantaggi occorre lavorarci. Un suggerimento potrebbe essere cogliere l'occasione per rianalizzare appunto il proprio curriculum e la propria progettazione didattica, ma anche l'azione didattica mentre la svolgiamo, e muoversi con equilibrio tra un'analisi che diciamo corrisponde più al livello degli obiettivi di apprendimento e una sintesi che corrisponde più ai livelli più diciamo sintetici dei traguardi, anche magari formulati come evidenze osservabili, e ai nuclei tematici. Ma quello che conta, quella che è forse la novità più grande, anche se non sembra una novità, è l'attività didattica, l'ambiente di apprendimento e il processo di osservazione che l'ambiente ci consente di realizzare. Allora, qua forse c'è uno scostamento con quello che diceva prima Laura, ma spiego in che senso propongo di adottare la proposta dell'esempio A1, è già scritto, integrandola con il riferimento ai nuclei tematici dell'esempio A2 e A3. E ovviamente la propongo solo in processo transitorio in questa fase iniziale per chi non abbia come istituto familiarità con questi processi di analisi e di descrizione degli obiettivi di apprendimento, delle evidenze. Allora, si tratta quindi
questa prima fase transitoria di individuare gli oggetti di valutazione, ma non banalmente, andando a rileggere, come vedremo tra poco, il proprio curriculum alla luce delle indicazioni nazionali, e attribuire i livelli mediante etichette, con riferimento alla rubrica del MIUR, che comunque va messa a piè di documento, no? Magari anche adattata, come dicono, integrata dall'istituto. Vabbè, qui mi ripeto perché richiamo la coerenza tra la formulazione dell'oggetto di valutazione, la didattica praticata, gli ambienti, la varietà delle attività e degli strumenti. Basta, non lo dico più. Ecco, sembra un po' tecnica questa slide, è per mostrare una procedura che è un processo profondo comunque, perché si suggerisce di considerare il nucleo tematico. E il nucleo, e qui mi pare di essere coerenti con le indicazioni di Franca Darè e dell'ufficio regionale, il nucleo e i traguardi sono il punto di riferimento. Fra l'altro, appunto, i nuclei tematici delle indicazioni nazionali, è proprio scritto anche nelle linee guida, costituiscono il riferimento per identificare eventuali aggregazioni di contenuti e processi o processi di apprendimento. Quindi il nucleo deve essere ben focalizzato e riportato nel documento. I traguardi sono un punto di riflessione importantissimo, associandoli al nucleo. Gli obiettivi di apprendimento ci portano ad un livello di analisi più dettagliata per cogliere le abilità e le conoscenze che sono intrinseche nel traguardo e declinare l'oggetto di valutazione sì in forma abbastanza sintetica, cioè secondo, diciamo, una descrizione di tipo traguardo, ma in termini concreti e declinandoli anche sull'annualità specifica. Quindi l'oggetto di valutazione è una sintesi, a mio avviso, tra nucleo tematico, traguardi resi più evidenti attraverso la lettura degli obiettivi di apprendimento e naturalmente con declinazione sull'annualità specifica in termini concreti e comunicativi. Adesso faccio per forza un esempio perché il discorso potrebbe risultare astratto. Faccio un esempio sull'area linguistica e credo che mi è saltata forse una slide. Credo che il riferimento importante sia subito all'ambiente di apprendimento possibile dell'area linguistica, alla varietà di compiti e attività anche ai fini valutativi. Ho preso come esempio il nucleo dello scrivere e comincio, insomma cerco di andare veloce ma vedo che più di tanto non ci riesco, casomai Antonio mi blocchi o mi dai fretta. Per esempio vedete questa attività: partecipando a giochi linguistici creativi, elaborare filastrocche sulla base di rime, ritmo, parole chiave, che fra l'altro porta l'italiano nella più ampia area, no, dei linguaggi. Giocare con i significati delle parole, raccontare la storia di una parola a fumetti, scusate, refuso. Realizzare la corrispondenza scolastica producendo brevi messaggi virtuali e semplici lettere, esporre il risultato di semplici esperimenti, stendere regolamenti della classe del bravo pedone, del ciclista felice, costruire istruzioni, oppure in attività, e anche in attività proiettive, produrre pagine di diario nei panni di altri. Scrivere di piccole e brevi didascalie, questo anche per i bambini più piccoli, per le proprie produzioni grafiche, costruire quiz e cruciverba per il giornalino o per altri scopi. Ecco, questa slide è dedicata proprio all'importanza dell'ambiente di apprendimento. Dietro a queste attività ci sono anche i cosiddetti compiti autentici, no? Ecco, allora vediamo un esempio di quel passaggio che proponevo prima. Se noi prendiamo il nucleo tematico, due nuclei veramente, in questo caso ho cercato di mettere insieme, scrivere testi e espandere il lessico, ho sintetizzato ovviamente.
scritte. Possiamo considerare due traguardi, quello dello scrivere testi di vario tipo, non lo leggo tutto, che comprende anche la rielaborazione con parafrasi e trasformazione, ma anche l'altro traguardo, capire e utilizzare nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali. Anche dice legati alle discipline di studio. Se andiamo a esplorare come fossero una specie di colino, di passino importante, gli obiettivi di apprendimento, vediamo molti dettagli: raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto, perché scrivere vuol dire, il processo di scrittura di varietà testuali vuol dire anche questo, bisogna mettere in gioco questa abilità che non si inventa ma si costruisce. Produrre anche in forma collettiva, sperimentando accostamenti multimediali, racconti, lettere, brevi articoli, pagine di diario, sentite la varietà testuale, che siano adatti ai destinatari alle situazioni. Naturalmente c'è anche l'obiettivo di apprendimento per la correttezza ortografica, morfosintattica, eccetera, e c'è l'obiettivo di apprendimento, ovvero sono più di uno, ma io li ho riassunti perché nella slide se no non li riuscivo a far stare: esplorare relazioni di significato tra le parole, comprendere i significati, anche l'uso figurato, usare il dizionario come strumento esplorativo. Ecco, da questa, diciamo, prima visione incisiva, il nucleo, poi un po' più analitica al traguardo, e poi quella più analitica, appunto dicevo, un passino dentro cui cogliamo il nucleo del traguardo, emerge un oggetto di valutazione che è, diciamo, forse ancora un po' lungo, ma sicuramente non troppo dettagliato come gli obiettivi di apprendimento. Potrebbe essere, non c'è niente qui di prescrittivo, l'oggetto di apprendimento potrebbe essere: scrive testi di tipologia diversa, corretti, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di scrittura usando il lessico utile. Pianifica la traccia di un racconto o di un'esperienza organizzando per punti le idee, ecco la pianificazione, e rielabora testi. Produce semplici testi multimediali. Ecco, vi annuncio, ma non mi ci fermerò assolutamente, che nelle due slide seguenti viene ripreso il nucleo, le diciamo proprio così, in forma estrema. Faccio l'esempio della terza e della successiva per la classe prima. Ho ripreso i due nuclei, ho ripreso i due traguardi, ma sono quelli di fine quinta, quindi ovviamente per la terza non vanno più bene. Ho ripreso gli obiettivi di apprendimento di terza, non più quelli della classe quinta, e da questo filtro, da questo colino, abbiamo, non l'ho fatto da solo, anche con gruppi di docenti, elaborato l'oggetto di valutazione per la classe terza, che ovviamente è più, diciamo, calato nell'età evolutiva e nel contesto di apprendimento. Magari vediamo quello della prima, il processo è lo stesso, l'oggetto di valutazione per la prima sulla scrittura potrebbe essere questo: scrive frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi connessi a situazioni quotidiane e a scopi concreti e narrativi. Pratica movimenti e gesti grossi e fini con il corpo e con le mani, ascolta e discrimina suoni, collega segni e suoni, esplora parole, perché l'esplorazione delle parole è fondamentale. Renata, scusa, siccome non vorremmo, mi spiace, Sì, me lo immaginavo. dovresti cercare di chiudere, per favore. Allora vado, infatti, ma per fortuna sono abbastanza avanti. Poi nelle slide vedete la sintesi delle tre descrizioni. Allora, qui c'è un punto importantissimo su cui chiedo ad Antonio almeno 3 minuti: il valore del linguaggio come veicolo di un atteggiamento educativo, altrimenti la valutazione formativa non regge. E quindi il linguaggio è fondamentale perché la valutazione sostenga il miglioramento continuo.
Qui cito una frase di Franca Darè che supporta questo principio: la valutazione è attribuzione di valore e deve sempre avere in ogni sua fase appunto valore di promozione dell'allievo o di accompagnamento, mai di classificazione o di mera sanzione delle criticità. E il linguaggio deve essere operazionale, neutro, positivo e assertivo. Ecco, e qui c'è una slide che specifica questi aggettivi, ma non mi soffermo, li ho già detti. Vediamo quali sono, per esempio, termini che a mio avviso sono da evitare assolutamente, ma non solo mio: non, non fa, solo, solo se. Aggettivi che ricordano il voto: scarso, scadente, ma anche ottimo, perché non dice nulla. Oppure legati, appunto, ancora di più legati alla logica del voto: sufficiente, insufficiente, positivo, negativo. Vado verso la fine. Qui leggerete da soli 2 esempi di rubriche valutative in itinere, le quali mostrano la prima mostra un uso negativo del linguaggio e la seconda, magari guardiamo quella, mostra un linguaggio neutro assertivo. Voglio far notare che il livello iniziale, che è quello in via di prima acquisizione nella nuova normativa, è anche dato dalla rilettura dell'insegnante dell'ambiente di apprendimento che sta creando con l'aiuto della classe come comunità di apprendimento. Per cui è in contesto di ascolto attivo che il bambino, che ancora non è così esperto nell'interagire, potrà interagire nelle conversazioni e potrà cominciare ad esporre una semplice opinione se la richiesta è semplice e chiara. Quindi questo vincolo, questo richiamo, insomma, alla didattica, all'interrogarsi, al modificare il contesto è indicato dalla rubrica stessa. Ecco, adesso un punto sullo studente, sul bambino che partecipa alla valutazione. L'autovalutazione è mirata al riconoscimento del meglio di sé, perché, come dice la Yourcenar, ciascuno di noi ha più qualità di quello che non si creda. E c'è una ricerca importante di questi autori anglosassoni che ci ricordano che ad autovalutarsi si impara, e quindi anche questa è una prospettiva progressiva. Come mostra questa slide che poi guarderete con più calma. Qui un esempio che voglio richiamare, che viene da un istituto di Marano di Napoli, sulla valutazione Mite del modello senza zaino, che mostra il confronto tra la rubrica dei docenti, questa a sinistra, e quella degli studenti. E vorrei, chiudendo, ricordare questo, che quando c'è il confronto tra il livello che ha assegnato il docente e quello che si è autoassegnato lo studente, lo scopo non è quello che il livello scelto dallo studente coincida con quello del docente, ma anzi è quello di ascoltare attraverso il dialogo, attraverso la cosiddetta autobiografia cognitiva, perché il bambino, lo studente, ha scelto quel livello. E a volte magari scopriremo che si sottovaluta, magari per un'attribuzione appunto negativa, a quello a cui faceva riferimento Laura Donà prima, e che quindi possiamo lavorare con loro a livello proprio di dialogo educativo per aiutarli a capire, a conoscersi e a poter anche diciamo apprendere a descriversi e a riconoscere i propri punti di forza e i propri punti di debolezza. Ecco, grazie, allora ho finito. Grazie Renata, scusami, mi scuso di aver... No, ma te l'avevo già, Sì, lo hai ragione. immaginavo, l'avevo premesso io, è inevitabile quando si è allora, al terzo grazie. posto. Allora, adesso chiudiamo, non aggiungo niente, chiedo a Dario Missaglia, il nostro Presidente nazionale, un intervento conclusivo. Vai Dario, grazie. Sì, sinteticamente, per non abusare anche della resistenza degli ascoltatori che vedo sono comunque rimasti numerosi, evidentemente coinvolti dalle riflessioni che i tuoi ospiti, caro Antonio, hanno sviluppato. Ringrazio innanzitutto tutti, ovviamente la Fondazione Proteo Veneto, le istituzioni locali e territoriali che si sono coinvolte in questa iniziativa. Un caro saluto a Letizia, l'ho vista di persona
dopo averla pubblicizzata per l'Italia intera, quindi mi ha fatto molto piacere ascoltarla, e da ultimo anche il contributo ovviamente della dottoressa Zanchini. Tu, Antonio, hai richiamato un punto, credo, importante all'inizio. Siamo qua perché su questa questione molto delicata della valutazione formativa c'è bisogno di costruire una diffusa cultura professionale. Servono le norme, servono buone norme, servirebbe una buona amministrazione capace di attuare buone norme, e io mi auguro che da questo punto di vista la sollecitazione che l'attuale Presidente del Consiglio ripete a ogni piè sospinto, che serve una nuova amministrazione pubblica per far fare un salto a questo Paese, questo vale molto e anche per la scuola, perché l'amministrazione scolastica è stata disastrata in questi ultimi anni, impoverita, e ha bisogno invece di qualche buona riforma e di un processo anche di innovazione e qualificazione dei suoi operatori. Detto questo, serve quindi tutto ciò, ma serve anche da parte delle associazioni professionali essere attori forti sul territorio per sviluppare una buona cultura professionale, e credo anche, lo dico solo per un inciso, anche se non lo affrontiamo qui, anche una nuova sensibilità sindacale al tema che è stato affrontato, anche se oggi non svilupperemo giustamente questo ambito. Allora, per entrare nel merito, io ho apprezzato l'impegno che evidentemente l'USR del Veneto ha con molta energia, mi pare, con molta desiderio di arrivare fino agli insegnanti in maniera positiva, sta sviluppando un piano di lavoro, di formazione, di informazione assolutamente utile. Mi sembra che, tra l'altro, la dottoressa Donà abbia colto un elemento che sta emergendo e che credo le associazioni professionali in particolare, forse anche sindacali, dovrebbero cogliere di più, perché lei a un certo punto ha espresso un qualche disagio relativamente al tempo necessario per fare tutto il lavoro connesso a una valutazione formativa che abbia la complessità che stasera i relatori hanno richiamato, cioè la progettazione d'istituto, poi a livello di team e poi a scavare a livello di classi parallele. Qua e là echeggiano nomi della serie referenti della valutazione, incaricati, commissioni, con quale strumentazione si utilizza per realizzare tutto ciò. Ecco, questo non può essere lasciato nell'indistinto. C'è bisogno di scavare di più, di arrivare a precisare. Fermo restando che partiamo da un fatto sicuramente positivo, cioè che le nuove norme hanno finalmente riaperto nella scuola italiana il tema della valutazione formativa. E io dico nella scuola italiana perché guardate che la società civile e il mondo del lavoro è andato più avanti della scuola come istituzione. Cioè il tema della valutazione formativa ormai è più che consolidato nel mondo della formazione del lavoro e dell'educazione degli adulti. Nessuno immaginerebbe a quei livelli lì il voto numerico. Non interessa a nessuna impresa sapere che cosa non sa fare un giovane. Interessa sapere che cosa sa fare, che cosa ama fare, quali sono i suoi interessi. Questo interessa. Cioè una vera autovalutazione e valutazione formativa. I tempi sono maturi per arrivare a un cambiamento in tutta la scuola italiana, non solo in quella primaria. Quella primaria ha il vantaggio che, avendo la nobile storia che tu, Antonio, ricordavi, parte da una posizione culturalmente più solida e che io mi auguro possa trovare forza di estendersi anche all'intero ciclo del primo e poi al ciclo secondario. Qui il fatto che le scuole ormai siano sostanzialmente tutti istituti comprensivi è una bella scommessa per cominciare a vedere se questa cultura della valutazione riesce anche, siamo in grado anche di radicarla e costruirla in termini verticali negli istituti comprensivi, dove sappiamo l'eredità della scuola media per come è stata nel corso degli anni che ci lasciamo
alle spalle aveva invece consolidato una valutazione decimale fatta appunto con i voti nel senso che voi avete richiamato. Non saremmo arrivati a questo cambiamento, probabilmente non saremmo arrivati senza il trauma della pandemia. Non dimentichiamoci che queste norme nascono a giugno dello scorso anno, quando si è trattato di decidere che tipo di valutazione dare alla fine di un anno che aveva visto la didattica in presenza sospesa per circa 6 mesi. E allora quella battaglia che avevamo fatto con associazioni professionali, che tu Antonio ricordavi, per l'eliminazione del voto, ha trovato una strada aperta, perché anche, diciamo, i politici si sono resi conto che forse di fronte a quei mesi così drammatici in cui il problema non credo fosse più il voto, ma fosse ricostruire un senso a quel tempo trascorso, a quel tentativo generoso, se volete improvvisato, dei docenti di rispondere in qualche modo a ricostruire, a riconquistare una vicinanza impedita dalla pandemia, ha consentito di arrivare a queste norme. Ora, queste norme quindi è bene curarle, giusto proiettarle su uno scenario lungo, non bisogna avere fretta, guai a pensare che queste nuove norme debbano essere assunte come adempimento, ma invece appunto come opportunità, cultura professionale, e ovviamente ogni scuola partirà da punti di vista e di esperienza diversi, quindi arriverà con tempi diversi ad approdi magari che si potranno essere anche confrontabili da questo punto di vista utili per tutto il sistema. Una delle condizioni fondamentali per arrivare a un buon esito è far sì che ci sia un buon rapporto, certo, tra scuola e genitori. Qui è stato ricordato, poi abbiamo apprezzato appunto dal vivo il contributo di Letizia, che ha messo in evidenza quanto sia importante questo ruolo, questa comunicazione. Guardate che questa è un'importanza riconosciuta storicamente tanti anni fa. Io ricordo quel testo di Rodari pubblicato nel 1992 dagli Editori Riuniti, credo una delle ultime pubblicazioni, in cui Gianni Rodari osservava che il punto cruciale, parlando di organi collegiali, era l'incontro di base tra genitori e insegnanti, perché lui vedeva in quell'incontro una realizzazione concreta del rapporto tra scuola e società. E a me sembra questa ancora un'intuizione importantissima. Quindi non viviamo il rapporto con la famiglia solo come un doveroso coinvolgimento del responsabile del minore che ci viene affidato, anche, ma vediamolo soprattutto come ricostruzione di un rapporto scuola-società, senza il quale chi perde, in primo luogo poi, è la scuola, perché poi la società i suoi spazi, se non li trova, se li prende, se li prese nei primi anni 70, come Antonio ben ricorderà, perché siamo della stessa leva, ma se li riprende sempre, perché dalla società civile nascono le spinte, le domande, le richieste, e le istituzioni devono avere questa capacità e intelligenza di saperle interpretare e di saper rispondere. Per farlo occorre certamente una buona capacità narrativa, resa più complessa oggi anche da la generazione, la popolazione e l'eterogeneità che compone ormai la nostra popolazione. Aspetto questo messo in ombra, perché purtroppo la pandemia, tra tante tragedie, anche questa ha seminato. Ci siamo tutti allontanati nella distanza sociale, ci siamo allontanati anche dalla solidarietà, alcuni problemi sembrano improvvisamente scomparsi, per cui il tema dell'integrazione e dell'intercultura si è sbiadito dentro la drammaticità della pandemia, ma nelle scuole vive, perché vive in carne ed ossa nei genitori dei bambini e delle bambine di origine non italiana che ci ritroviamo insieme e ai quali nell'immediatezza va bene offrire una traduzione, ma soprattutto dovremmo offrire opportunità di apprendimento della lingua italiana, quindi costruire un rapporto con i CPIA perché prendano in carico questa necessità. Lo dico non per una qualche condivisione del modello assuefativo
di tipo francese, ma perché la conoscenza della lingua è lo strumento di integrazione, di conoscenza del paese in cui vivi, di socialità, di rapporto con gli altri. E non possiamo attendere che arrivi anche qui una richiesta. E quella presenza ci pone un'esigenza e dobbiamo trovare una risposta. Quindi un collegamento tra la scuola e i centri per gli adulti è opportuno anche per affrontare questo tema. E poi un linguaggio, certo, che tenga conto, che sia narrativo e che sappia parlare, come ha fatto con questa bella intuizione Letizia, anche ai bambini. Perché il centro della valutazione, i centri sono due, i bambini e il lavoro. Non c'è il profitto, parola che invece ho visto riecheggiare nella comunicazione, se non ho capito male, della dottoressa Donna quando parlava di impostazione o importanza valutativa di profitto. Ecco, no, profitto non c'è più. Non c'era già dalla Costituzione, perché quando parliamo di scuola dell'obbligo non si dovrebbe neanche porre il problema della bocciatura. La scuola dell'obbligo dice che dobbiamo portare tutti per 8 anni al livello migliore possibile e non c'è da fare una graduatoria tra chi sta prima e chi sta dopo, ma semmai rilevare chi ha qualche difficoltà e dobbiamo aiutare a superarla e chi no, e chi ci arriva, diciamo, con maggiore facilità, ma non una graduatoria. La scuola dell'obbligo ha questa caratteristica. Altro è nella scuola superiore, dove invece i problemi sono diversi e un elemento di, tra virgolette, selettività si pone, ma non lo discutiamo oggi. Però dicevo, il centro sono loro, quindi il linguaggio deve saper parlare alla capacità del bambino o del ragazzo di arrivare all'autovalutazione, cioè di capire il percorso che sta facendo, come lo sta facendo, se incontra qualche difficoltà e come possiamo aiutarlo a superarlo. Allora, perché questo si sviluppi compiutamente, il centro diventa appunto non la valutazione degli insegnamenti, nel senso degli apprendimenti tematici del bambino, di chi apprende, ma cambia l'ottica della valutazione. Tu giustamente hai parlato, hai ribadito da qui l'importanza di aver abolito il voto. Importante perché quell'abolizione ha abolito anche la suggestione dell'oggettività del voto, che non c'è, scientificamente non c'è mai stata, è stata sempre clamorosamente smentita da tutti gli studi della docimologia più seria. Perché introduce non il principio dell'oggettività, che non esiste, ma quello dell'attendibilità, che invece è l'esito di un attento lavoro di programmazione e di definizione degli strumenti che utilizziamo per la valutazione. Poi certo, non è che il giudizio risolva in automatico i problemi, perché se il giudizio desacralizza da una parte l'oggettività del voto, dall'altra si espone al rischio di essere moralistico, paternalistico. Quando tu ricordavi, Antonio, il fatto che c'è già stata una fase della scuola elementare fatta per giudizi e poi quando arriva la Gelmini rimette i voti, quando rimette i voti lo fa con il consenso largo, anche non solo della società, anche della categoria, perché c'era stato anche come dire, un abbassamento culturale e quindi un travisamento anche dell'utilizzo del giudizio. Tradotto nel linguaggio duro, tanto per essere espliciti, io preferisco che mio figlio prenda 4 in matematica piuttosto che l'insegnante dica non capisce la matematica, perché il 4 può essere la valutazione di una prova andata male, il non capisce indica un problema serio, ben diverso. Allora, è chiaro che se il giudizio scivola verso queste forme fa danni. Ecco perché, dicevo allora, la cultura professionale deve crescere e il ruolo molto importante, fa bene a farlo l'amministrazione, ma io credo lo debbano fare soprattutto le associazioni professionali, perché invece questa diventi una cultura fine. Mi soffermo e chiudo perché i temi che avete posto sono molti, ma io non li devo commentare. Chi ha seguito penso li avrà apprezzati, quindi
e ciascuno li valuterà. Il mio è un invito che vale per le associazioni professionali, quindi mi rivolgo a Antonio innanzitutto parlando di noi, a Letizia, ma secondo me può anche essere utile per l'amministrazione, se vorrà farlo. Noi dobbiamo vedere di, oltre ad alzare il livello della formazione di base, sviluppare almeno dove è possibile, dove ricorrano le condizioni, qualche percorso di ricerca educativa. Mi spiego meglio. Fare in modo cioè che queste esperienze di valutazione formativa in alcuni luoghi dove vi sia la disponibilità delle persone si trasformino in un processo di ricerca in cui mettere sotto osservazione sistematica tutte le fasi che questo impegno richiede all'interno della scuola. Mi riferisco ai processi, ai percorsi, a una descrizione analitica di chi fa che cosa, quanto tempo serve, in quale ambito lo fa. Perché dico questo? Perché noi dovremmo arrivare alla fine, ma non troppo lontano, non troppo lontano. Noi dovremmo arrivare all'obiettivo di riuscire a rendere esplicita l'intelligenza del lavoro che vogliamo rappresentarlo. Esplicita intendo dire descrivibile, come un processo di valutazione. Dobbiamo rendere descrivibile. Per capire questo grande lavoro che va fatto, coinvolge tutti? Tutti i docenti nello stesso modo? O alcuni di più e altri meno? In che tempo di lavoro fanno questa attività? Sta dentro le attuali ore di non insegnamento? Perché se non ci sta, va presa qualche decisione. O si rivede quel modello delle 40+40, o si rivede l'idea di un tempo in più per fare determinate operazioni. A quel punto, ovviamente, aprendo una questione, come dire, di contrattazione rispetto al tempo e anche alla retribuzione che va riconosciuta. Ma perché dico questo, cito questo aspetto? Perché se non diamo a questi processi la capacità di arrivare alla interpretazione e descrizione dell'intero processo, noi rischiamo che alla fine anche le cose migliori nel tempo siano esposte al rischio della dissolvenza. Cioè alla fine restano i volontari, quelli che non mancano mai nella scuola, e diciamocelo, sono quel 10-15% che hanno consentito sempre alla scuola poi di uscirne fuori, di guardare avanti e di non ripiegarsi, però non concorre ad alzare il livello complessivo dell'istituzione, che invece è l'obiettivo che ci dobbiamo proporre. Perché se nel tempo la dissolvenza avanzano due rischi, che sono quelli mortali. Le vecchie routine rassicuranti e economiche dal punto di vista del tempo, e dall'altra la burocratizzazione, che è sempre un rischio che non me ne vorrà nessuno, ma insomma l'amministrazione ha sempre, come dire, una vocazione quasi spontanea a burocratizzare. Noi abbiamo un'amministrazione che tende a normare tutto, poi non è in grado di controllare nulla, ma non per inefficienza dei suoi dirigenti, ma perché è la struttura che non è stata più pensata per questo. Basterebbe un esempio e chiudo. Tu ricorderai a quei tempi, Antonio, che richiamavi, che c'era un corpo ispettivo, erano circa 900 in Italia, che ogni anno faceva una relazione sullo stato dell'attività nelle scuole e forniva ai sindacati, al governo, al ministero un contributo utilissimo per capire cosa stava accadendo nelle scuole, concretamente. Voi mi dite oggi chi è in grado di dirlo questo? Nessuno. Nessuno. Perché guardate che anche l'ufficio scolastico regionale, che si relaziona con i dirigenti, ha una relazione parziale, perché i dirigenti che si relazionano con l'ufficio scolastico regionale raccontano una parte di ciò che accade nelle scuole, non ciò che accade nelle scuole. Quindi manca una figura terza che invece sia presente, che sia anche di aiuto alle scuole per realizzare gli obiettivi e che sia da trade union tra un'amministrazione scolastica che, ricevendo gli input, sarà magari in grado meglio di dimensionare i propri interventi, la propria azione e la propria capacità di coordinamento. Mi auguro che
che il ministro Bianchi, che avrà a disposizione tra l'altro con scadenza 31 dicembre la possibilità di emanare il bando del concorso per dirigenti superiori, come si chiamano adesso, e non mi soffermo sul passaggio giuridico, tecnico, politico da ispettori a questo, però insomma ha un'opportunità per ripensarla questa scelta. Io mi auguro che la possa ripensare bene. Ad ogni modo, noi dobbiamo lavorare in questa direzione, rendere visibile il lavoro che viene realizzato nelle scuole, perché quanto più riusciamo questi processi di cambiamento a saperli descrivere, interpretare e rappresentare, tanto più potremo consolidarli come un mutamento che poi resta nel tempo meno esposto a quelle derive e a quei rischi cui facevo cenno. Tanti altri sono stati gli stimoli che avete posto, ma questo mi premeva dirvi così nei pochi minuti a disposizione, ringraziandovi ancora voi e chi ci ha seguito in questa bella iniziativa che avete realizzato. Buon lavoro e grazie ancora a tutti voi. Grazie Dario, vedo che siamo rimasti ancora in molti. Una sola battuta su questo ultimo riferimento al corso ispettivo. Anch'io ho questa speranza, come sai però il numero di posti messi a concorso non consentirà probabilmente di dare al ruolo degli ispettori. Il ministro lo può cambiare quel numero, lo può cambiare. Speriamo che si possa cambiare. Speriamo. Noi glielo chiederemo. Ecco, so del Veneto, conosco diversi e so quanto lavorano, dicevo certo. Laura nella chiacchierata prima di iniziare, e davvero noi siamo fortunati in Veneto che abbiamo tutto sommato un bel gruppo di ispettori, ma sono purtroppo pochi. 3 telegrammi per chiudere. Citavi Rodari, noi come forum abbiamo fatto in dicembre un bel convegno sempre via web su Gianni Rodari, avevamo in mente di fare in primavera una giornata di laboratori per le scuole primarie, forse anche secondarie di primo grado, in riva al Piave, in un'isola, insomma, in riva al Piave, con l'apporto importante di Lega Ambiente. Fa parte del nostro gruppo un insegnante bravissimo che fa sempre questi lavori qua. Purtroppo abbiamo deciso l'altro giorno che i tempi non ci sono, ma non ci rinunciamo, per cui penso, lo dico per le scuole del Veneto, molto probabilmente faremo ai primi di settembre una giornata così con i ragazzi, con i laboratori. Abbiamo qualche idea da spendere. Seconda comunicazione, viene richiesto, allora tutto il materiale sarà disponibile, come ho detto, sul canale YouTube della Fondazione Ghirardi entro qualche giorno, il tempo tecnico di sistemare. E infine c'erano 2 interventi di 2 colleghi, Alessio, che è il nostro dirigente di Verona, e l'altra collega Sara Manzin, che è un'altra nostra dirigente, che chiedevano di, come dire, riflettere di più e ragionare sulla questione di la valutazione nella scuola secondaria, del primo al secondo grado. Ed è un tema importante, per cui insomma raccolgo la sollecitazione. Non lo possiamo fare oggi, abbiamo già impegnato utilmente molto tempo, però magari una riflessione, Dario, credo che potremmo provare a farla. Devo dire tra l'altro che Raffaele Iosa, che dei corsi che vi parlavo, nell'ambito dell'Alta Padovana, la dirigente dell'ambito, ha fatto un corso sulla scuola primaria, ma ha chiesto poi a Raffaele, richiesto dalle superiori, di fare un corso anche per docenti delle superiori. Non erano in molti, però ho parlato con Raffaele e dice però insomma ci sono delle cose che si muovono e molto interessanti. Certo. Come sai, a Padova abbiamo fatto con il SASFA CGL, che è un'associazione di ex dirigenti scolastici che si occupa di lavorare con i ragazzi delle scuole secondarie e superiori che hanno difficoltà. Organizziamo corsi per piccoli gruppi, ma abbiamo fatto tra dicembre e gennaio anche 3 incontri per i docenti delle scuole superiori, fra cui uno anche sulla valutazione con il professor Corsini, che tu conosci. Sì. È stata insomma, qualcosa si muove. Antonio, mi devi solo permettere una cosa telegrafica, perché tu l'hai detto, io faccio anche fatica a parlarne, ovviamente, tu lo sai del rapporto che io avevo con Giancarlo in lunghi 30 anni di condivisione di tante discussioni, battaglie, anche dissensi
tra di noi, sempre però orientati. Ecco, una delle cose sulle quali eravamo d'accordo, e che richiamo qui proprio, scusami, un pensiero conclusivo, che la valutazione appunto non è un giudizio nei confronti dei bambini che abbiamo davanti o dei ragazzi che abbiamo davanti, ma è un giudizio nei confronti dell'azione che la scuola è capace di promuovere. Questo era un punto di incontro tra me e Giancarlo assolutamente condiviso. Poi avevamo idee diverse su tanti aspetti, e però questo ci dice quanto sia importante lavorare su questo tema, non soltanto per la salute della nostra scuola e dei nostri bambini, ma perché sotto c'è la sfida alla scuola democratica che ancora non siamo riusciti a realizzare per intero, cioè quella scuola capace di dare a ciascuno la risposta più alta. E quel ciascuno vuol dire non cambiare i bambini, quelli che non ci stanno bene, no? Cambiare le didattiche che non sono capaci di dare una risposta alle domande dell'apprendimento. E allora la valutazione a questo serve, a cercare quella scuola lì, che è la ragione più profonda del nostro impegno, e che era anche quello di Giancarlo. Scusami tanto, ma volevo dirlo. Grazie. No, ricordare che ho iniziato questa cosa di Giancarlo, si ha sentito di concizia che oggi siamo stati tutti sconvolti, proprio per il contributo che ha dato. In Veneto, come dicevo, lo abbiamo invitato diverse volte anche sul tema della valutazione. Sì. Allora, grazie a tutti i nostri relatori, grazie alla Fondazione Ghirardi e grazie Dario. Io credo che su questo tema della secondaria dovremmo probabilmente rivederci. Proviamo. Molto volentieri. Il terreno, qualcosa si muove. Grazie a Laura, prego Laura di portare i miei saluti alla dottoressa Palumbo. Grazie e buona serata. Arrivederci a tutti. Ciao, arrivederci. Grazie, arrivederci. 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 Grazie, buona serata.